Amici bellini, ci siamo, ci siete, non lo so, chiedo per un amico. Mi sentite, sentite la musica, fatemi sapere tutte queste cose che sono importanti. Un bacino sul culetto e andiamo senza indugio a farci gli auguri. È una cosa importante. Gli auguri sono importanti anche più meglio del calcio e del calciomercato, del Gattuso, di Sarri e di tutte le cose. Allora, lasciate il like e io prima di partire, come sapete sempre, devo lanciare la notifichetta al canale Telegram e lo faccio, era già pronto, guardate, devo solamente cliccare. Tic. Notifichetta partita, la live delle domande cruciali. Non sapevo cosa, cosa scrivere, ma perché veramente è una like più per salutarci, una like. Cominciamo bene. Rita, prendi appunti sulle stroppole che prenderò stasera e vediamo un pochino chi c'è. Chi c'è. Vedo Ciro. Vedete il nuovo? Carino, i due sono di tipo due bobbotti. Invece della scritta grande sono due bobbottini. Saluto i miei moderatori, vedo GioTV, vedo Rita, vedo Falco, vedo altri, vedo Luigi, Valerio Morandi. Sì, le mani di misura standard. Quindi era Celentano. Ciao amico mio, come stai? Buonasera Roberto. Buonasera Demon Black. Yes, ci saranno ospiti, ce n'è uno che mi raggiungerà a brevissimo, a cui ho già mandato il link. Poi ho mandato una serie di messaggi random, ho cercato e vediamo chi c'è disponibile. Io lo so, è il giorno di Natale, molti sono in famiglia, molti mi hanno detto che erano in famiglia. Ma posso abbassare un po' la musica? Come si sente? È alta? La abbasso perché non ci capisco niente io. E quindi si è regalato un paio di sintetizzatori. Bene, Luigi, che musica sia? Sto facendo pure la Samadi. Beh, vai, divertiti, è bellissima sta cosa. Yamoko, like, augurissimi a tutti. Ciao Alfio. Stream Elements sta andando, quindi tutto a posto. Buonasera all'ottimo Ivan Paciotti, che ci aiuterà anche stasera a mantenere l'ordine e la disciplina, perché l'ordine e la disciplina è importante. Buon Natale a tutti. Achille Pannella, augurissimi. Spero che dopo le feste troveremo un Napoli più cazzimoso. Anche io, Achille, ne abbiamo proprio bisogno. Ho detto più o meglio, tutto a posto, va benissimo. Cominciamo proprio bene. Nino Bertucci, che fa gli auguri a GioTV e subito volete la SMR, ma ci sono delle sorprese più tardi. È ancora presto per questo, ma ci sono delle sorprese Bobbot che alla grande. Alessandro Forte, tanti auguri, si è aggiornato tutto, non si è capito più niente. Voi non la sentite la musica? Vabbè, non fa niente allora. Vabbè, fa benissimo. Ma nemmeno quando era ad alto volume proprio. Che cacchia. Era ad alto volume, vabbè, non fa niente. Non fa niente. Vincenzo Papa, buonasera. Ordine di disciplina, sta troppo di fashion. No, allora lo ritiro indietro. Lo ritiro indietro immediatamente. È vero che Osimhen il 29 tornerà ad allenarsi. Evelyn, così so, così mi hai detto anche tu. Ciao Raffaele, auguri dalla Germania, amico mio, grazie. Auguri ricambiati dall'America. Ciao cane pazzo. Ciao Marcello. Giuseppe Grassia, a me per Natale mi hanno regalato la maglia di Maradona, Maronna mia, che meraviglia Giuseppe. Bravo te che l'hai avuta e bravi chi te l'ha regalata e spero di poterlo annunciare anch'io presto. Diciamo, ci sono delle trattative in corso e vedremo un pochino. Levitan, buon Natale amico mio, buon Natale a tutti. Allora, vediamo un pochino se ti va, volevo chiedere, salutare Emanuele.
Emanuele, benvenuto alla famiglia degli amici Bellini, benvenuto a tutti i nuovi, ci sono persone nuove. Oggi dovrebbe funzionare perché vedete l'ultimo iscritto non è più Ciro Carlo ma è Alessio Marigliano, quindi se qualcuno è nuovo e si vuole iscrivere al canale vediamo se funziona il pallone, tutte le cose nuove eccetera eccetera e vediamo un pochino. Buon Natale Michele, buon Natale Fabio. Buon Natale amico mio Giuseppe, come stai? Un abbraccio forte e buonasera all'ottimo Marad. No, allora, tutte le lettere che metterò a caso stasera non è colpa mia, ma è colpa di una persona sola. Questa qua è colpa di una persona sola. Non mi prendo responsabilità di nessuna fantasia. Babbo Natale non mi ha portato niente, sarò stato troppo cattivo. Cane pazzo, tu ogni tanto sei tranciante. Può essere che Babbo Natale è un tifoso, sai, buono, buonista e quindi non gli piacciono le cose, ma io lo sai che ti voglio bene lo stesso. Francesco Alfano, buon Natale, cin cin. Amico, anche a te. Allora, sì, Raffaele, credo stia funzionando meglio. A me non mi piaceva la papera, qua in alto della versione free, però ho sistemato un pochino con il logo, così ci può anche piacere. Credo stia funzionando meglio. Mamma mia, oggi è tremendo. Devo bevo, come diceva l'ottimo Crozza quando bevo. Allora... sì, un URL si potrebbe anche lanciare, lo lanciamo subito, voi lo sapete che qua ci sono ogni tanto delle cose così, guarda. I potenti mezzi, ragazzi. Oggi voglio sorprendervi con... Non riesco a parlare benissimo. Oggi voglio sorprendervi con effetti speciali. Meglio Lobotka che diventa magro o 1 milione di iscritti domani? Matteo. Attenzione, attenzione, che sta succedendo? La domanda di Matteo a cui risponderò dopo stava coprendo il grandioso... Mamma mia, Massimiliano, mamma mia. Buon Natale, Vatenio, Tinatello per te. C'era anche il messaggio sotto. Grazie infinite per il tuo supporto, amico mio. Questo è un bellissimo regalo di Natale. Bello, bello gonfio ed è più di un caffè e ti ringrazio tantissimo per il tuo supporto. Brewer si è regalato uno Stingray e devo rispondere a faccia o cazzo. Sempre ottimi gli Stingray, non sbagli mai. Non sbagli mai con quella cosa qua. I moderatori ringraziano, come ho ringraziato anche io. Angela Torre, ciao. Vale, a me no, che non sono diventata sorda tutto d'un botto, ma io non sento musica. Sì, vabbè, hai già capito sto fatto. Devo fare nuovi esperimenti, la musica non è cosa. Anche perché probabilmente, faccio un'ipotesi, mentre parlo, StreamYard vuole dare priorità alla mia voce e quindi eventualmente abbassa anche la musica di suo, ed è giusto anche così per evitare accavallamenti. Francesco Raia, Vale, per Natale ho ricevuto un telefono, un'attrezzatura e la maglia di Lozano. Io credo che non si possa desiderare di meglio, Francesco, non si possa desiderare di meglio, alla grande. Valerio, auguri e buonasera, ciao Pablox. Ciao Vale, oggi vedo potenti mezzi migliorati. Ci sto lavorando, Mario. Voi dovete immaginare, dovete capire che tutte le volte che io non faccio un video e non sono live, sto qui a smanettare e a cercare nuovi posizionamenti per le luci, il green screen illuminato in un certo modo, le notifiche, le cose. Non è facile, ma giorno dopo giorno. L'importante è cominciare e buttarsi. Io credo in questa cosa qua. Buttarsi, poi si migliora, ti aiutano a migliorare anche chi ti segue perché ti dà un'opinione, un giudizio ed è importante. Bicarbo Napoli, abbiamo cominciato, tutto bene. Ponks, buon Natale. Ciao Valerio, buona serata e buon Natale, Forza Napoli. Ciao Matteo Luciano. A me, perché la mia famiglia mi vuole portare bene, la maglia di Russotto. Raffaele, però Russotto è vero, cioè è vero, come si dice, è vera appartenenza, perché in quel periodo là insomma
non avevamo giocatori di grande grido e Russotto doveva essere quello che quello di fantasia che ti dovevi risolvere le partite, male proprio. Quindi per me è appartenenza, anche se è la maglia di Russotto, assolutamente. Giacomo Landolfi, ciao, mi sono iscritto questa mattina, te lo meriti, ti sei preparato e molto simpatico, grazie per il tempo che mi fai passare. Grazie a te Giacomo per le tue parole. Purtroppo stamattina e comunque non risulti qua, quindi questa è un'altra cosa che dobbiamo sicuramente sistemare. Buon Natale, buona Pasqua. Questa è quasi una citazione di Totò, di Maurizio, che diceva buona Pasqua anche a Natale. Per Natale ho avuto 50 euro, pure se volevo la maglia di Maradona. Potresti riutilizzare la 50 euro per comprare la maglia di Maradona, però dovresti prendere una replica. Sono scelte, magari ti risparmi anche qualcosa, però non fatelo ancora. Vi anticipo questa cosa: se avete intenzione di comprare una maglia, di fare una spesuccia, eccetera, eccetera, vi consiglio di aspettare un attimo. Vi darò io il via, per un motivo semplice che capirete tra qualche giorno se tutto va bene. L'ho buttata lì. Se ti va di sostenere Nightbot, abbiamo capito, vabbè, sei invadente. Vale, in difesa siamo l'acqua e certo ci sponsorizza la Lese, è vero, ma anche non è solo un fatto di sponsorizzazione, noi dobbiamo chiudere i ranghi, specialmente nei contropiedi. In realtà la difesa del Napoli è una delle migliori del campionato finora, però possiamo sicuramente fare meglio. Totò mi ispira, è chiaro, anche a me. Io ieri mi sono tuffato in Edoardo, invece è sempre comunque una cosa importante. L'appartenenza, la napoletanità, l'essere all'estero, ma comunque non riuscire a rinunciare a sentir parlare napoletano, la cultura nostra. È una cosa straordinaria. Vale, buonasera, sei uno, se non l'unico youtuber a capire di tattica, ma troppo fazioso. Carmine, ti ringrazio per il complimento. Non credo di essere l'unico, ce ne sono che ne capiscono bene e anche più di me. Troppo fazioso lo capisco come commento, perché comunque prima di volerne capire di tattica sono indubbiamente un tifoso pazzo del Napoli, ed è chiaro che specialmente a caldo i miei giudizi sono influenzati dal tifo, non c'è alcun dubbio, non lo nego. Io chiedo che questo Napoli faccia punti dopo questa sosta sostanziosa, anche io assolutamente. Elpidio, state augurati a tutti gli amici Bellini ed a te Valerio, forza a tutti, ancora un po' di sacrificio e ci abbracciamo. Rachmani vi sorprenderà. Grazie Elpidio, un augurone a te e a famiglia, ovviamente. Francesco Alfano, far giocare giocatori in scadenza mi sembra un po' la scelta sbagliata. Sai, questa è un buon tema, alle volte funziona, nel senso che si vogliono far vedere e quindi in scadenza sono un boccone ghiotto per chi li vuole comprare senza dover spendere soldi, e quindi potrebbero anche impegnarsi di più. Però è anche vero che alle volte sono distratti perché non hanno il contratto, magari stanno pensando ad altro e non danno tutto per la maglia. A me mi è piaciuto per esempio l'ingresso di Llorente, no? Che è un po' ai margini del progetto. L'ho visto che ci teneva, l'ho visto che si dannava con i suoi limiti, ma si dannava l'anima per prendere qualche palla di testa e mi è piaciuto. Io oggi Natale in casa Cupiello, sì, concerto si fatta vecchia, è un must, è uno staple inderogabile. Allora, il protocollo è chiaro, come prevista l'insalata di rinforzo è tutta avanzata, ma guai a non prepararlo ogni anno. Buon Natale e sempre Forza Napoli, Luigi. Non l'ho mai capita sta cosa dell'insalata di rinforzo, è da protocollo, cioè è da tradizione, è chiaro, ma a me non mi è mai piaciuto. Forse come si dice, con l'età, con la maturazione, con la maturità e con la vecchiaia vera e propria, potrei riapprezzare anche l'insalata di rinforzo, perché vi dirò, la mia domanda adesso a voi è questa: Pandoro o panettone? Qualcuno aveva già risposto,
perché era nella cosa della live. Vi chiedo a voi, Pandoro o panettone, perché io ho un'idea ben precisa e vi dirò poi qual è la mia. Allora, vediamo un pochino. Tartassiamo GA7 a fare la collaborazione con Vale. Grazie Matteo. Sì, contattatelo. Io l'ho contattato tante volte e non mi ha mai risposto, quindi ragazzi adesso tocca a voi. Se volete questa fusione tra capelloni, tocca a voi chiederglielo, perché io non posso insistere, non voglio nemmeno disturbarsi. Se non lo vuole fare, non lo vuole fare. Che possiamo dire? Contro il Cagliari lo Spezia mi aspetto Rachmani titolare, Maksimovic non dà sicurezza. Maksimovic di nuovo non dà sicurezza, ed hai ragione, quando invece nelle ultime gare è così, ma quelle prima mi sembrava affidabile. È tornato il Maksimovic un po' discontinuo. Si può provare, Rachmani, si può provare, ma secondo me recuperiamo anche Koulibaly. Quindi si ritorna al Koulibaly Manolas, che tutti dicevano non possono giocare insieme. Non lo so. Andiamo ragazzi, like per Monk col mascara. Vedi? Io ci ho aggiunto un pochino di mascara qua a Photoshop per farlo più bello. E vediamo un pochino. C'è qualcuno che ha mai mangiato l'insalata di rinforzo? Io mai, io mi sono sempre rifiutato. Qualcuno forse sì, se qualcuno lo ha fatto lo scrivesse nei commenti, facciamo outing. L'insalata di rinforzo non piace a nessuno, però la si fa, è così. La potevamo chiamare insalata di rinforzo. Questa live, ragazzi, state cominciando a rispondere. Vi becco tutti. Pandoro, i canditi fanno cagare. Cagre. Ciao, Showtime. Pandoro. Ciao Vale, sempre qui. Buon Natale, ci saranno degli ospiti? Sì, capitano. Gabriele Dell'Olmo, grazie amico mio per il supporto, per la donazione. Buon Natale a tutti anche in questi momenti, assolutamente. Luigi adora l'insalata di rinforzo, quindi va controcorrente. Il capitone anche era una cosa che non mi aveva mai convinto, ma probabilmente adesso qui un po' di capitone fritto me lo farei, sinceramente. E visto che molti dicono Pandoro, lei dice Pandortone, che può essere anche una variante nuova, probabilmente. Fa schifo, lo so, fa un po' senso, sa da fa sotto quel punto di vista. Anche a Joe piace l'insalata di rinforzo con le alice salate, vedi, i gusti, un po' come per gli allenatori, ci sono gusti e gusti, e alle volte sa. C'è il buon Catto che mi ha mandato un messaggio vocale, ora non so se posso ascoltarlo, così mi metto un attimo così, ragazzi, abbiate un attimo di bontà, lo metto qua e cerco di ascoltare senza farlo sentire, perché metti che mi dice parolacce, metti che mi dice cose che non potete sentire. Vedi, brutte parole, non è vero. Sono già live, vediamo, non crede di poter passare, ma vediamo se qualcosina può succedere stasera. Stasera è tutta così, è tutta improvvisata, stavo parlando senza. Insomma, ragazzi, il Pandoro panettonato al profumo di Torro, che meraviglia. Io dico che io sono sempre stato team Pandoro, sempre. Dicevo, Maronna mia, i canditi, l'uvetta, eccetera, eccetera. Il Pandoro con lo zucchero a velo, lo metti nel latte la mattina dopo, si assorbe tutto il latte, ti sbrodoli. Il Pandoro è sempre stato il mio preferito. Dopodiché c'è stato anche Nutella sul Pandoro, e lì la fine del mondo, eccetera, eccetera, calorie, quando il metabolismo ce lo faceva fare. Ieri ho comprato il panettone e insisto che i canditi si possono evitare, ma apprezzo l'uvetta. Apprezzo l'uvetta e sto apprezzando il panettone, cosa mai fatta. Quindi non so se è la distanza da casa, se è l'età che cambiano i gusti e apprezzi certe cose diverse. Non lo so, però il panettone ha il suo non so che oggi. Il Natale a New York, in lockdown, è così.
Per me Insigne negli ultimi minuti è fondamentale, sei d'accordo? Assolutamente, ma non solo negli ultimi minuti, anche nei primi minuti per la manovra. Ti ho fatto venire fame, Nino, mi dispiace. Io ragazzi, per non... Insomma, tra un poco vedete che il bicchiere sta qua, è pronto. Tra un po' facciamo pure un brindisi. Dipende da quanti like stiamo. Quanti like stiamo, altrimenti noi dobbiamo fare il brindisi. Dobbiamo fare il brindisi. Però la fame poi dopo la risolviamo, perché dopo io cucinerò una fettuccina al pomodoro e salsicce, insomma una cosa bella leggera per sentirmi anche un po' a casa. I mustacciole, sì. Vedi, qualcuna di queste cose, le famose nuts, no? Tutte le nocciole, le castagne, tutte questa frutta secca, qua costano una cifra blu, mamma mia, non potete avere idea quanto costano pistacchi, noci, le stesse nocciole, costano una cifra blu, è come comprare il caviale. Struffoli, chi li sa fare sono una droga, io ne ho fatto 1 chilo, vi assicuro che non te ne scappi, vedi Roberto? Bravissimo. E qualcuno mi diceva che lo struffolo poi è una ricetta che noi da Napoli abbiamo rubato dalla Puglia. Chiedo conferme perché non ne sono sicuro. Potrebbe essere una fake news, ma non ne sono sicuro. E un bruttino è uscito anche in questa maniera. Lud Barton, Vale, buon Natale anche a te, amica mia. Pasta al forno, yes. Pasta al forno, yes. Oggi faremo una... Lo sai che ci stavo pensando? Vabbè, una tombola. Cioè, i camo i numeri, però poi voi non dovete imbrogliare. Come si fa? Ci dobbiamo organizzare. Vi prometto, adesso faccio una riunione tra amici bellini, moderatori, eccetera, eccetera. Faccio una ricerca online. Ci deve essere un modo per avere delle cartelle che non potete imbrogliare. Ognuno di voi ha la cartella. Io chiamo i numeri, sai, tipo 68, bobotta, e voi mettete i fagiolini. Se riusciamo a farlo, penso che rompiamo YouTube, rompiamo l'algoritmo, facciamo una cosa straordinaria. Ciao Valerio, sono sempre qui. Buon, preferisco il panettone senza canditi. Ti rigiro la domanda: torrone bianco con i pistacchi o alla cioccolata? Adoro il pistacchio, però nel torrone si perde un po' la funzione del pistacchio, quindi dico cioccolata. Ho detto cioccolata. Ti hanno messo il time out, Giuseppe, ci deve essere un motivo, i miei mod non lo fanno a caso, oppure lo ha fatto il bot, dobbiamo fare un'investigazione, un'investigation. Se hai fatto qualche cosina, fai attenzione, dai sempre un occhio, perché i mod, se qualcuno fa qualcosa di spam, di così, ti avvertono sempre prima, e quindi vediamo. C'è il Doge? Ah, eccolo! Buon Natale a te e a tutti gli iscritti. Grazie mille Alessandro per essere passato anche solo per un saluto. Lo so ragazzi che è 25, insomma, ognuno sta con la famiglia, ci sono cose da fare, eccetera, eccetera. Io lo volevo fare per stare con la mia seconda famiglia, che siete voi. Quindi ti ringrazio di avermi risposto al messaggio e di essere passato a salutare gli amici bellini che ti stimano molto. Ti stimano moltissimo. 23, Fabio Ruiz. Questo è sottile, Gio. 71, Higuain. Vabbè, sì, ma l'amma fa assolutamente. Assolutamente. Pasta al forno con melanzane, affunghetto e provola. Ciao. Non si passa avanti. Non si passa avanti su questo. Contro il Cagliari tornano Mertens e Osimhen. KK, non so se torna Vale, ho visto su Google quali sono i giocatori più veloci al mondo e c'è Costas Manolas al quarto posto con 35 km. Minchia, Manolas nel lungo mette la testa così e comincia a correre e raggiunge velocità impressionanti, bisogna dire la verità. Poi magari nel breve, essendo alto, nello scatto te lo puoi anche fare nello scatto breve, però sul lungo ti recupera. Manolas è incredibile, ti recupera. Quindi torna anche Mertens molto bene. Molto bene. 90 Suarez. Ma già catto Panarillo, non ce l'ho. Hai mai assaggiato riso, patate e cozze? Sì,
Sì, come no, come no. Riguardo al Napoli, onestamente, per me con il 4-3-3 la squadra è più compatta. Giorgio, 4-3-3 eravamo anche nell'ultima partita contro il Torino. Più compatti sì, però alla fine se non ti dai una mossa con qualsiasi modulo rischi di non essere efficace. Cioè, compatti sì, alla fine al Torino abbiamo concesso 2 o 3 contropiedi, meno, vabbè, però Meret ha dovuto fare 2 parate. Più compatti sì, più efficaci dipende dalla velocità. Non è assolutamente il modulo, lo sapete come la penso. Dipende dall'applicazione, dalla velocità, dal crederci, dall'essere sul pezzo. Sul pezzo. Buonasera Valerio, ancora come Natale, come stai? Spero bene, che ore sono lì? Anto, sono le 4:30 del pomeriggio. Riso e patate Holly Quality. 17 Marek Hamsik. È partita la tombola, ragazzi. È partita la tombola. Qualcuno lo conosce? Tombolagratis.it. Vedi? Possiamo anche fare un approfondimento. Non so se riusciamo a farlo in questo momento al volo, ma mi organizzo. Ragazzi, questa non è l'ultima live del 2020, perché a parte sarò ospite in una live, poi lo saprete, chi è iscritto al canale Telegram lo saprà. Sono ospite in una live molto importante, molto grossa, quindi vi voglio che mi seguiate e che seguiate in tanti. Faremo un'altra live anche qui di fine anno, dove tireremo un pochino le somme di questo anno schifosissimo, però voglio dire, il fatto è che potremmo organizzare questa tombolata se facciamo prima della fine. Si può fare. Con tutte le colpe, dove sta? Nedo, con tutte, ma come mi piace la nuova grafica, mi piace tantissimo. Con tutte le colpe che vogliamo dare al Napoli, ma senza attacco, come fa a vincere? Mi piace anche quando scrivete in maiuscolo con la nuova grafica. Bravo StreamYard! Un like per StreamYard, ragazzi, lasciate un like per StreamYard. Mi piace la nuova grafica e sono d'accordo con Nedo, è difficile quando ti mancano 2 giocatori così impattanti come Osimhen e come Mertens. Buon Natale Vale, secondo te il Napoli dovrebbe acquistare un terzino buono nel mercato di gennaio? Sì, The Most Brain anche 2, se chiedi a me, però si stanno rincorrendo i discorsi sul mercato e qualcuno dice non si comprerà niente, si punterà solo a vendere. Poi c'è stata una voce, no? Il mercato di gennaio. Cosa faresti nel mercato di riparazione? Dopodiché c'è stata una voce, che è questa qua. Ora, se voi cercate Patrick Cutrone su Google, trovate interessamento della Sampdoria, interessamento del Benevento, interessamento del Napoli. Ok. Tutte squadre che probabilmente hanno bisogno di una punta. Così. Ora, dico io mi sono studiato un pochino la storia di Cutrone, perché Cutrone da predestinato, no? Che segnava nelle under 17, under 16, under 19, eccetera, eccetera. Ma poi, a parte il ruttino, secondo voi è tanto meglio di Petagna? Visto che al Milan Gattuso gli preferiva Piontek e vabbè, magari tra Piontek, Petagna e Cutrone sarebbe stato davanti a Petagna. Ma questo qua non segna mai. Cioè, nella Fiorentina, che l'ha avuto poi a disposizione così, entrava nei secondi tempi molte volte, però un gol tipo in 30 apparizioni. Quindi sinceramente non lo so. Poi è stato comprato anche per diversi milioni dal Wolverhampton e ributtato alla Fiorentina in prestito, perché la Fiorentina l'ha avuto in prestito, però un prestito e non lo fanno giocare. Secondo me non lo so, non so nemmeno se è vera la cosa, perché è facile fare i nomi dei giocatori che Gattuso ha avuto, così si crea un pochino l'articolo, la notizia, come si è parlato di Ricardo Rodriguez come terzino, eccetera, eccetera. Secondo me è una bufala. Se non fosse una bufala, non so quanto sia meglio di Petagna. Come caratteristiche mi piace di più perché è un pochino più veloce, credo che si possa giostrare bene in qualsiasi modulo,
Però non lo so se è un cecchino dell'area di rigore, sinceramente. Lo dico sinceramente. Auguri Vale, di buon Natale. Hai visto chi è il giocatore più pagato del Napoli ed il più negativo? Chi è il giocatore più pagato del Napoli ed è il più negativo? Allora, io credo che il giocatore più pagato del Napoli sia Koulibaly. Correggetemi se sbaglio. Che sia il più negativo non lo so, però credo che il più pagato sia Koulibaly, tra lui e Insigne. Valerio, secondo me, se viene meglio di Petagna perché Gattuso lo conosce, ha avuto con lui il maggior risultato sportivo. E il maggior risultato sportivo, guarda su, 4-5 gol. Cioè, se quello è il maggior risultato sportivo col Milan, io non mi ricordo le statistiche, però non ricordo grossi numeri per dirvi. Cioè, comunque va considerato un terzo attaccante. Come terzo attaccante va bene, mi chiedevo solo se fosse meglio. Così. Vale, ogni volta mi tiri il sorriso, ogni volta che fai live, un bacio da Napoli, grazie Matteo, è il mio piacere questo. Voi dovevate prendere il Reguilon perché Mario Rui non è tanta roba, a Fitz Adams sarebbe stato straordinario. Reguilon purtroppo non è andato in una squadretta, è andato al Tottenham, con Reguilon si fa il salto di qualità, con Reguilon si fa il salto di qualità. Che avresti fatto regalare da Babbotka Natale al Napoli? Francesco Esposito. Che avrei fatto regalare? Vabbè, un poco più di ciorta o un po' più di personalità? Perché alle volte se non hai personalità, un po' di fortuna, però la personalità è meglio, perché la fortuna si può girare se hai la personalità e quindi la personalità si porta appresso la mentalità, no? Affrontare tutte le partite in un certo modo, probabilmente era meglio. No, è il più pagato è Victor. Ah, ma il più pagato tu dici come acquisto, il più pagato della storia come acquisto. Io pensavo come ingaggio, come acquisto è ovvio, prima lui e poi Lozano. Ma non è il più negativo, è il più che non ha giocato mai praticamente. Meno 15 ragazzi, forza, perché lo sapete come funziona con i like, no? Cioè non costano niente, è una di quelle cose che non costano niente, che praticamente ti risolvono quando sei un pochino, alzi per esempio la tazza e trovi il like sotto. Sono cose interessanti che... Ma che... Ma poi lo senti? Mettete forza, forza! Cioè, se vi siete fatto fa cazziata a Saverio solito. Non lo so, io mi metterei vergogna. Mi metterei vergogna che vi siete fatti cazziare da Saverio solito. Non saprei proprio cosa... Non saprei. Non si è sentito. Non si è sentito. Non si è sentito. Ah, sono una cosa... Ah, è cringe. Ma è cringe se non si è sentito è ancora più cringe. Benissimo. Benissimo. Voi mi dovete spiegare però il perché. Perché io mi ero preparato tutta una bella cosa, no? Io lo vedo che si muove e non suona. Cioè, tutta questa bella cosa, io spacco tutto oggi, faccio la cosa che mi compare da dietro, l'urlo, eccetera, eccetera, e non suona. Ma perché? Spiegatemi il perché. Guardate com'è cringe. Ma era molto più cringe se si sentiva, però. Come già fa? Come già fa? Perché monitor off? Era monitor e output. Monitor off te lo sei inventato tu. Perché quando lo metto in muto, ovviamente, sentitevelo. Ma adesso non funziona così. Ah, che risata, è comparso, non me l'aspettavo. Comunque non si sente. Ah, no, vabbè, allora stiate scherzando. Niente. Niente. Ma mi dite niente. Monitor e output ha da funzionare.
devo solamente chiudere la live e ricominciare da capo per farla funzionare. Non capisco il perché. Amici bellini, lo dovrebbe dire. Vabbè, ci rinuncio. Magari mo si sentiva, ma ci rinuncio. Basta, no, ho fallito. L'ottimo Fabio, problemi tecnici, bravo Bepi, tu mi puoi capire perché anche tu ogni tanto ne hai, ti metti là e devi stare ore a smanettare con il computer. Un abbraccione a Fabio. Niente, allora niente. Non si può fare, è una cosa divertentissima, non fa niente. Divertentissimo poi. Scrivete nei commenti che cosa credete che Saverio Solito abbia detto per farvi fare la cazziata dei like, che non ha funzionato assolutamente. Purtroppo. Col Milan Crutore ha fatto 25 partite, 13 gol. Non male per aver avuto a quel tempo 18 anni. Sì, ma infatti l'unica cosa che mi piacerebbe è che Cutrone adesso ne ha 22 e quindi giovane ancora, no? Sembra un'operazione che De Laurentiis potrebbe fare, però sinceramente non lo so. È l'usato garantito, non è l'usato garantito perché forse potrebbe essere meglio una vecchia gloria che segna. Sto cambiando idea una continuazione. È difficile, ragazzi. Noi Bobotta ha pagato 25 milioni e veramente non serve a niente, come spendere soldi buttati al vento. Mo da chi sarà stata la bella idea di portarlo a Napoli perché è un incompetente? Det, te la devi prendere con Gattuso. Lo bot che è stato cercato dal Napoli da un paio d'anni almeno, con la sponsorizzazione di Hamsik. Ora, tra Hamsik, Giuntoli e Gattuso, perché Gattuso ha avallato l'acquisto perché servivano dei centrali per fare il 4-3-3 lui e Demme, ve la dovete prendere con lui, non con me, sicuramente non con me. Una cosa che dovrebbe funzionare è questa. Questa funziona, per esempio. Vedi? Almeno questa, che non deve parlare, deve stare là bello morbido, morbidissimo. La morbidezza generale. La morbidezza, non criticate Bobotta, non vi permettete. Io poi, ragazzi, noi lo sapete, abbiamo trovato la somiglianza di quell'attore, però io ho trovato una somiglianza un pochino più precisa. E ditemi se non ho ragione. Allora, se ho ragione, mettete un altro like. Cioè, vi create un account in questo momento, uscite, rientrate, vi create un altro un account e mi mettete un altro like se ho ragione. Se invece tu dici no, guarda, è diverso, hai visto una cosa per un'altra, io lo accetto anche, lo accetto. Però secondo me è uguale. Vado. Ditemi voi se questo qui non è il Baby Bobotta. Questo è il Baby Bobotta, Jack degli Incredibles. Cioè, io non credo che ci sia una somiglianza maggiore. Guardate, anche l'espressione, no, della felicità, la bocca aperta, il capello, io non credo ce ne sia di migliori. Cioè, I see no difference. There is no difference in the two pictures. Cioè, non lo so, ditemi voi se non è così. Non criticate poco, vado a creare la ci mancano pure niente perché c'ha pure un problemino là che Jack uguale. Allora come si fa? Cioè vuol dire che effettivamente la Disney Pixar quando l'hanno fatto si sono fatti ispirare, perché non si può spiegare, altrimenti. È lui non c'è ha detto di mettere like, se no gioco lo botta titolare. Questo è il concorso a premi per capire che cosa ha detto Saverio Solito. Ciccio Botka. Allora, Milik all'insalata, Roberto, grande, sempre buono il Milik all'insalata, con un po' di limone, bello proprio semplice. Le ranfe grande, le ranfi piccole. Ho ricevuto un altro messaggio vocale, ragazzi, un attimo solo, vediamo un po'
se un altro ospite viene o se mi appendono tutti, può pure capitare, io faccio le cose all'improvviso, è colpa mia, mettete un like nel frattempo, aspettate, eccolo, in radio, ok, ve lo faccio sentire perché si può sentire, magari si sente. Bello, scusa Master Radio, un bacio a tutti, buon Natale. Ecco qua, perché è uno dei nostri che, vivendo anche lui a New York ma essendo italiano, era l'ottimo Giovanni Eagle, New York City 79, che ci voleva fare una sorpresina, e almeno lo avete sentito, perché questo si sentiva, Saverio solito no. Allora, eccolo qua, Corrado Ferlaino. Questa è una delle cose che abbiamo detto nel titolo della live, perché tra Pandoro e Panettone ci possono essere delle differenze, uno non sa cosa scegliere, alla fine ognuno ha dei pro e dei contro, no? Il Pandoro è troppo semplice alle volte, però comunque è buono, è più sofisticato il Panettone, però magari il Candito rompe un cazzo, e quindi così. Corrado Ferlaino ADL è il mio prossimo spunto che ho per voi, perché ragazzi, Ferlaino è il presidente dove abbiamo vinto, ci ha fatto Maradona, eccetera, eccetera, anche se voi andate a vedere le storie dell'epoca ci sono altri personaggi che vanno ringraziati, pare che Ferlaino non fosse convintissimo, e alla fine poi della fiera Maradona lo dice che lui fu abbandonato da Ferlaino, non lo chiamavano anche quando stava male, eccetera, eccetera. Però per molti è comunque il presidente che ha speso, perché comunque la spesa fu fatta con le banche, eccetera, eccetera, prendendosi dei rischi. Alla fine la vittoria arrivò, eccetera, eccetera. Cosa che con ADL non succederà mai. ADL non farà mai il debito per tentare il salto di qualità, una cosa tipo Messi a Napoli non è mai pensabile, e quindi così. Però sai anche che lui non ti vuole far fallire, cioè non vorrà mai fallire, non vorrà mai trovarsi pieno di debiti lui. E io, se volete sapere la mia, non mi pronuncio, vi aspetto prima voi e poi dico la mia, che lo dico la mia. Grazie di tutto, Dios, sempre. Secondo Trent Rating Champions, Jay Ciuffre. Sembra tipo Cruyff, l'ho letta, però è Jay Ciuffre. Non lo so, amico, è difficile, è il nostro obiettivo stagionale, bisogna mettercela tutta, c'è una concorrenza importante tra il bicarbonato di sodio, poi la Roma, il Milan, se resiste resterà là, cioè voglio dire, se non è scudetto è comunque i primi 4 posti sicuramente, l'Inter e la Juve, e poi con l'Atalanta che va sempre tenuta d'occhio, con la Lazio che va sempre tenuta d'occhio, quindi veramente è una lotta tremenda quest'anno, tremenda. E non vorrei arrivare poi punto a punto con la Juventus, che diventa ancora più difficile. La Juventus forse è meglio quando se ne va, il posto è assegnato e tu devi lottare con altre squadre. Non lo so. Ma come le ADL, ma il presidentissimo Ferlaino di 12 miliardi è lui, anche se ringraziamo il DS Giuliano, sicuramente il DS, ringraziamo Di Marzio che lo segnalò, ringraziamo chi andava avanti e indietro in America, nel New Jersey, qua vicino, per fare il contratto. Insomma, non è facile. Ci ha fatto fallire meglio ADL, dice Maurizio. Naldi e Corbelli ci hanno fatto fallire, Ferlaino ci ha fatto vincere. Sì, ma arrivano Naldi e Corbelli perché? Perché Ferlaino ha cominciato a vendere tutti i giocatori, stava nei debiti fino al collo e ha dovuto vendere. Cioè, che stiamo parlando? Cane pazzo? Sei un cane pazzo. Perché arrivano Naldi e Corbelli? Perché Ferlaino era venuto di fa, dopo aver smantellato la squadra, non ci dimentichiamo. Buonasera, sono felice Caccamo. Roberto. Bobotta tecnicamente non è male, ha una buona progressione palla al piede ed è abbastanza abile nel palleggio. Il problema è che non gli è stata data mai fiducia. Evelyn, a livello di descrizione del giocatore ci siamo, cioè la progressione non lo so, però si gira anche in maniera abbastanza svelta, poi non eccelle probabilmente in niente in particolare, ma è anche
la zona in cui gioca, no? Lui dovrebbe ricevere, farsi vedere, ricevere il pallone e smistare. Questo deve fare. Io ho visto sempre ADL contando che sono 2005, mamma mia, Michele Sant'Angelo, sì, ovviamente voi non potete sapere cosa significa andare a vedere il Napoli in Serie B, in Serie C, cioè sapete il ritorno dalla Serie C a salire, ma non sapete cosa significa lottare per la retrocessione. È una roba proprio tremenda. E per riprendere un momento fiato, il primo ospite di stasera, che potrebbe anche diventare l'unico, ma ce lo facciamo bastare perché è straordinario, è l'ottimo sul mio stesso fuso orario, Gabe. Buonasera, ciao Valerio, buon Natale a te, alla tua famiglia, a tutti gli ascoltatori, appunto, a tutte le persone che ci stanno seguendo, appunto. Grazie mille, grazie per essere intervenuto. Noi lo sappiamo, siamo in questa situazione particolare di fusi orari, di distanze, sì. E quindi dobbiamo stare tra di noi, e va bene così, mi fa molto piacere la tua presenza. Ti salutano, come vedi, tutti i mod, tutti gli amici bellini. Ciao grande, ciao Bepi, ciao Nino, ciao, ho visto anche Fabio, grande, ciao sì. Ivan. Un Natale, diciamo, io lo passo con 3 pesche che mi sono piaciute, capito? Esatto, quel video che ti ho mandato, ragazzi, sta girando un video su WhatsApp di un prete fiorentino, insomma comunque toscano, che dice messa, e come a un certo punto dice anche i tre re magi hanno cambiato nome, sono Alessandro, Vlahovic, cioè praticamente stiamo... Vlahovic e coso, Caceres. Esatto, i tre che hanno poi rappresentato i 3 gol con la Juve. E lo dico anche con tutto il rispetto dei tifosi della Juve, se ci sono che ti stanno seguendo, appunto. E ci sta. Ne facevo l'altro giorno con il buon Colpo Gobbo, ho visto, aveva una story dove cucinava, gli ho scritto: io fossi in te insaporirei con le 3 pesche che ti abbiamo dato. Ciao, ma anche a fine pasto. Scherzo, l'ha presa bene, assolutamente. Sì. Siamo amici con Antonello, quindi assolutamente sì. Caceres. Io avevo lanciato un attimo di dibattito su ADL contro Ferlaino, nel senso chi preferisce l'uno, chi preferisce l'altro, visto che con uno abbiamo vinto, però poi siamo falliti perché ha cominciato a smantellare la squadra. Un po' come Cecchigori, diciamo, abbiamo vinto qualche trofeo, ma poi è fallita la squadra. Esatto. Esattamente, quindi è bello che anche in altre squadre ci sono situazioni comparabili, no? Per quanto i personaggi possono essere diversi. Tu come la vedi? Preferisci vincere e sparire, rimanere a galla? Già che la Fiorentina vince poco e quando si vince fa sempre piacere, anzi vince nulla praticamente, però anche sparire poi effettivamente, cioè io con Cecchigori ero ragazzino, ma si è goduto tanto, perché comunque abbiamo avuto campioni, abbiamo vinto Coppa Italia, Supercoppa Italiana, eravamo sempre lassù, però poi siamo spariti, cioè la gente quando c'erano i Della Valle rivoleva Cecchigori, io invece ero abbastanza contento di Della Valle, benché non abbiamo vinto nessun trofeo e gli ultimi anni hanno anche tirato le mie in barca, preferisco una squadra che comunque ha anche conti a posto piuttosto e vince magari un po' meno, piuttosto una squadra che vince una volta e poi dopo va in Serie C, appunto vince 2 volte però sai, io non conosco Ferlaino, a me ADL lo sai non sta molto simpatico, però a livello finanziario il Napoli è messo ottimamente, sinceramente, credo, da quello che so, anche se ho letto che alcuni stipendi non venivano pagati. È possibile questa cosa? Sì, era una fake news, come era una mezza fake news, nel senso che era vero, però era un accordo per far poi passare gli stipendi a bilancio, come hanno fatto più o meno tutte le squadre, a bilancio dell'altro mese, dell'altro anno. Sono d'accordo con te, poi è tosta sparire, nel senso che se devi cercare, è meglio un giorno da leone o 100 da pecore. Oddio. Però ho capito il discorso di stare lì e non vincere niente, però non è che sei una pecora, o peggio sei a pecora. Alla fine il Napoli e la Fiorentina, il Napoli e la Fiorentina hanno comunque lottato ad alti livelli la maggior parte degli ultimi anni, a parte la Fiorentina negli ultimi 4-5 anni, ma fino a che abbiamo avuto il primo Paolo Sosa e con Montella siamo sempre stati terzo, quarto e quinto posto, col primo Prandelli, appunto, cioè
alla fine tanta gente si lamenta di ADL o si lamentava di Della Valle, però alla fine se il Napoli e la Fiorentina sono stati lassù è grazie anche al merito dei proprietari, sinceramente. Che poi a me ADL non mi stia simpatico, quello è un altro discorso, è proprio nei modi, ecco, diciamo. Sì, ma comunque, per dire, tra un giorno da leone, Troisi diceva si possono fare 50 giorni da orsacchiotto, cioè nel senso la via di mezzo, che ogni tanto ti prendi qualche soddisfazione, però non è detto che devi fare una botta e poi sparire, e quindi meglio un giorno, vedi? Meglio un giorno da leone o un giorno da bobotta. Cos'è la bobotta? Io non sono... Bobotta, guarda, ti faccio vedere, mi metto io in grande, lo vedi Jack? È il bambino? Il bambino degli Incredibles. Vedi se non è uguale? Lobotka? Esatto, è identico. È Lobotka da bambino. Praticamente sì. Quindi Lobotka avrebbe dei superpoteri di cui noi non sappiamo. In realtà nel film lui ha vari superpoteri, il bambino, no? Si trasforma, sì. diventa... Io non li ho visti tutti, sinceramente, quindi... Ne ha vari e però non li controlla, e secondo me Bobotta ha lo stesso problema, che non sa controllare i suoi poteri. Oggi sei con StreamYard e non con quell'altro, ho notato bene. Ti piace di più? Beh, è più facile da usare secondo me, però vedo hai la versione base, non hai quella tutta... Sono dei vostri, Gabe, come te. No, ma io non pagherò mai qualcosa per streamare, sinceramente. Poi io magari si inizia a monetizzare, chi lo sa, però diciamo... No, ma se mi danno talmente tanto in più, per esempio, che posso entrare e uscire a fare delle cose, però se solamente per togliere il logo, sinceramente, il logo mi fa piacere, StreamYard mi sta dando una mano, è bene anche condividere il loro logo, la papera di Bobò. Certo. Va Ma te ora non sei col green screen oggi, c'è vero? mezzo green screen, vedi? Bobotta è in green screen e poi il resto è sempre una magia, lo sai. È vero, giusto. Mamma mia, ragazzi. E quando hai troppo tempo a disposizione, io faccio questo dalla mattina alla sera. Buonasera e auguri Vale, Gabe, ADL numero 1, stima totale verso questo grande uomo, magari ha difetti, ma io amo Napoli grazie a lui. Una domanda, Cutrone ti piacerebbe? A me da morire è un mini Gattuso. Cutrone mini Gattuso, Gabe, mai come questa volta capiti a pennello perché si sta parlando di Cutrone. E di Milik a Firenze. E Milik a Firenze. Cutrone in prestito dal Wolverhampton, no? Sì, è dal Wolverhampton, dai Wolves. A me piace come giocatore, però non è mai stato visto né dal precedente allenatore né da quello attuale. L'anno scorso ci siamo salvati grazie ai suoi gol, quest'anno si è deciso di dare fiducia a Vlahovic all'inizio con pochi risultati, adesso invece con risultati, diciamo, nelle ultime 3-4 partite si vede che il ragazzo è in fiducia, appunto. Non lo so, a me piacerebbe vederlo giocare insieme a Cutrone, appunto Vlahovic, Cutrone come coppia d'attacco, però non sembra una cosa a cui la doppia punta non sembra un modulo che piace agli allenatori della Fiorentina, anche se la doppia punta c'è, ma in realtà la seconda punta è Ribéry che fa più il trequartista che la seconda punta. E non lo so, al Napoli magari ce lo vedo perché Gattuso è un po' come una figura paterna per lui, quindi potrebbe fare anche bene. Però non lo so, nel senso voi siete abituati a giocatori superiori rispetto a Cutrone, non so se lui è veramente superiore a il vice Osimhen che avete ora, Petagna. Esatto, il paragone lo devi fare con Petagna. Anche io ho il dubbio che non cambi molto, cioè magari... se devo dire la verità, a me non piace né Petagna né piace Cutrone, forse mi piace un po' più Cutrone perché ha un po' più di velocità sotto porta, però non è che sono due fulmini di guerra al momento, ecco. Hanno tutte e due forti potenzialità, perché anche Petagna non è male a livello di potenzialità, però sembrano molto inespressi fino ad ora, tutte e due, sinceramente. Sono d'accordo, secondo me non cambia molto, non facciamo un salto di qualità dall'uno all'altro. Dammi un attimo perché mi stavo preparando un tè, perché volevo andare a prenderlo qua da Tim Hortons, che è il diciamo lo Starbucks canadese, però secondo me è meglio di no, io non bevo, ti ringrazio. Però qua stiamo avendo una tempesta di neve, ora è già sceso un mezzo metro di neve, quindi sono uscito dalla porta e mi sono ritrovato con le ginocchia coperte di neve, quindi anzi ti faccio vedere, ecco, dove devo andare io
se vedi nella finestrella del mio coso si vede già la neve a metà finestrella quasi, quindi io sono nel basement in questo momento, quindi è chiaro, e quindi dovrai un po' spalare. arrivo subito, mi metto Fai il le tè cose nella che devi tazza, fare, non ti arrivo preoccupare. Vai, caro. Allora, ragazzi, riprendiamo un pochino di vostri messaggi. Ci stavamo facendo raccontare Cutrone dall'ottimo Gabe. Non cambia molto, però la sveltezza, ecco, la sveltezza mi fa piacere. Se è un po' più svelto, come è un po' più svelto rispetto a Petagna, potrebbe anche andar bene. Tutto bene, Gabriele Fioretti, grazie. Che bella la neve, ragazzi, è bella, però rompe tanto i coglioni, cioè nel senso è bellissimo la neve. Noi soprattutto italiani che ci siamo poco abituati al sud, è una bella sensazione, però ti rompe proprio i coglioni se devi andare da qualche parte, se devi fare qualcosa, se ti blocca la macchina. Mamma mia. Un po' sepolto dalla neve. Considera che De Laurentiis è uno dei presidenti meno ricchi della Serie A, vigorito al quintultimo dei suoi soldi, e comunque ADL ultimamente sta facendo investimenti importanti. È vero, Most Brain. Io per esempio dico sempre che a livello di comunicazione è inaccettabile che uno come De Laurentiis, che viene dalla comunicazione, dal cinema, sia così, si renda così antipatico quando parla e quando apre la bocca. L'ultima intervista a Radio Capital stavo quasi per farci un video, perché lui, un po' incalzato dal presentatore, gli chiedono: ma che ne pensi di quello che ha detto Pirlo? Che Pirlo ha detto: mi dispiace per le squadre che hanno giocato senza i positivi. E De Laurentiis nella sua cosa risponde: ma Pirlo deve pensare a fare l'allenatore, veda, non vorrei dare del Pirla a Pirlo, non mi permetterei mai. Ma se tu dici non mi permetterei mai, dopo averlo detto, non vorrei dare del Pirlo a Pirla, o viceversa, più che altro viceversa, il buon Gabe è tornato. Buonasera. Dicevo, perché mi è antipatico De Laurentiis anche a me, nonostante le ottime, come si dice, risultati. Perché parla a proposito, parla troppo. Parla a cazzo, e ti rendi antipatico a 360 gradi. Se tu dici non voglio dare del Pirla a Pirlo, ci mancherebbe, per carità, non lo vorrei mai fare. L'hai fatto. L'hai appena fatto. È come il Papu che dice non voglio parlare, parlerò quando vado via. Hai già parlato facendo quel post. Praticamente, dicendo non posso parlare, hai praticamente parlato. Quindi queste cose non le accetterò mai. Non le accetterò veramente mai. Però purtroppo questo dobbiamo tenerci. Finché non arrivano gli sceicchi, gli arabi, gli americani. Ma in Italia possono fare poco, perché con la burocrazia e le infrastrutture povere che abbiamo in Italia, guarda che fatica stanno facendo le presidenze americane, compresa la mia, sinceramente. Quindi, cioè alla fine è meglio la proprietà italiana, anche se gente tipo De Laurentiis e Lotito, a me ragazzi, o Agnelli, mi fanno cascare le braccia a volte quando li sento parlare. Agnelli parla poco almeno, però quando parla a volte, ragazzi... Lì c'è lo stile, però poi trapela l'arroganza alle volte. Quando disse che l'Atalanta non doveva stare in Champions League perché non aveva il blasone, cioè ragazzi, dai, mamma mia, ne parlavo con Otis, ragazzi, da cascare le braccia, sinceramente. Giro questa domanda a Gabe, nel frattempo chiedo ai mod a quanti like siamo, così decidiamo. Lui beve il tè, però io mi faccio un bicchierino di nero d'avola con voi. Una camomilletta, anzi, per calmare i bollenti spiriti del Natale, appunto. Ok, quindi fatemi sapere a quanti like, così decidiamo, perché si dimenticano di mettere i like, non è questione. Forse anche la presenza di Lobotka che mette un pochino di soggezione. Come mai oggi Lobotka, se posso chiederti? Perché sta diventando la mascotte degli Amici Bellini, noi ce lo immaginiamo a letto, capito? Tipo peluche che te lo abbracci. Sì, è bellino, ma bellino poi non lo so. Bellino. You sai, ecco. You sai. E ti chiedono, Gabe, cosa ne pensi di Callejon? Sta avendo poco spazio per il calciatore che è. È un giocatore finito, purtroppo, cioè almeno per quello che ha fatto vedere a Firenze è un giocatore che non è in forma, che sembra venuto a prendere il pensionamento a Firenze. Io non l'avrei mai preso, ma non perché non mi piace il giocatore mi piace, però ragazzi, sostituisci Chiesa, che è un esterno a tutta fascia, con un esterno alto d'attacco quando te giochi con un 3-5-2,
temi a dire come lo fa il mercato con le figurine, per questo la Fiorentina ha avuto problemi, perché abbiamo un sacco di figurine, meno male Prandelli, di cui io non ero comunque molto convinto, mi sembra che per ora sia riuscito a dare un po' almeno di ordine nei ruoli, perché la Fiorentina non è che ha giocato magistralmente né con la Juve né con il Verona né con il Sassuolo, però almeno a centrocampo e in difesa c'è stato ordine, quindi diciamo quello è merito anche di Prandelli. Certo, ma quindi tu Chiesa lo vedi come tutta fascia, cioè anche fase difensiva? Chiesa è diciamo un centrocampista esterno, lo può fare nel 4-4-2 come centrocampista nei 4 di centrocampo, ma lo può fare. A Firenze giocava a tutta fascia, le sue migliori partite le ha fatte a tutta fascia. Da 3-5-2, quindi anche aiutare la difesa. Sì, a Firenze la partita contro l'Inter che stavamo per vincere, lui era a tutta fascia, ha fatto difesa. E Coso, come si chiama? In quel giorno c'era Perisic, non ha visto Boccino con lui. Beh, per me io lo vedo, vabbè, il fatto che punta molto l'uomo e cerca la giocata. No, lui ha bisogno di tanto spazio, ha bisogno di campo aperto. Se gli accorci il campo e lo metti nel 4-3-3 come esterno nel 4-3-3, Chiesa non rende. Infatti Pirlo è bravo da quel punto di vista, lo metti come esterno in un 4-4-2. Siccome lui può fare tutte e due le fasce perché è ambidestro, quindi o lo può fare a piede invertito, comunque quindi ottimo secondo me per quello. Osimhen torna con il Cagliari, ci riprenderemo, io credo che ci riprenderemo, non ho dubbi. Torna con il Cagliari, pare dovrebbe tornare col gruppo, cioè guarito, no? Si dice la cosa, è guarito entro il 29, quindi altri 3-4 giorni. Con il Cagliari quando si gioca? Che sai quando è il riprendimento? Devo vedere il calendario, perché ora mi sono preso un po' una pausa dal calcio, oggi stavo guardando, è uscito oggi il nuovo Wonder Woman sia al cinema che in digital, l'ho comprato in digital. Ah sì, ma Wonder Woman quindi, vabbè, 1984, DC Comics. Ah, nice. È il nuovo Wonder Woman 1984, non spoiler perché è uscito oggi al cinema, ma essendo i cinemi abbastanza chiusi, hanno fatto uscire anche in digitale. Poi guarda, domani inizia il lockdown totale, quindi 3 gennaio ci dicono, ovviamente gli amici sempre informatissimi, boom 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 boom, 3 gennaio a tutta forza. La Fiorentina la gioca col Bologna e per questo dovrà stare attenta, perché una vittoria con la Juve comunque non cancella che siamo ancora là sotto e dobbiamo assolutamente tornare almeno a metà classifica per la squadra che abbiamo e vediamo, certo. Speriamo di avere continuità. Certo. What about we start to speak in English and nobody understands anything you anymore? Want to speak English? Are you what sure? About that? It's like a surprise. That's fine. I'm okay with that. I mean, like. But you also speak French, right? In North America. No, I don't speak French. You don't speak French. I speak a bit of Spanish. Okay, got it. A bit of French, a little bit, but you know. Because there was Fakaba Kafab. Hola, café. Quiero hacer una pregunta, Gab. ¿Puedo? Sí. Puede fa. Perché noi qua dobbiamo essere hablo muy bien, ma entiendo más que hablo acá come si chiama? Pure io. Me too. Ma voglio vedere le risposte. Ho capito tutto cosa. Perché ti immagini se improvvisamente io decido di continuare per un'ora in inglese senza fermarmi mai. You wanna speak New York style or like New York accent? Do you have it in you? For me, my accent Toronto accent is not too far from New York accent. Okay, but still because of some Italian, you know. No, I guess it's because it's like east of the East Coast, central east of North America, United States. We actually really similar to Pittsburgh. So. Ci sta matteggiando. Allora poi la gente si rompe le scale, Però non lo so, volevo fare questa cosa per cioè, immagino la gente che stanno dicendo aiuto. Spagnolo, lui parla italiano e spagnolo. Sì, no, ma lui è lo vedo camuffato, ma penso di aver capito chi è. Non si è Fabio? Non si è distaccato dal suo originale o questo sospetto, potrei sbagliarmi. Ma Fabio è uno che per esempio mi aiuterà con lo spagnolo, perché io sono sicuro che quest'anno Lozano si consacra definitivamente, si consacrerà. I messicani ti scriveranno. Dobbiamo essere pronti nell'eventualità della Io hablo un poquito di spagnolo perché mi ex novia es costarricense. Ah, vedi? Si è divertito. No, lì era proprio seria la cosa. Ah, ok. Poi purtroppo è tornata dove era
dove è tornato in Costa Rica e quindi è successo. Mi dispiace, e non potevate sposarvi? No, per carità, io matrimonio, mamma mia, no, assolutamente. Ma nemmeno giusto per? No. Di facciata? No, io sto proprio bene libero, sinceramente. E non hai tutti i torti, Argentino lo sai parlare? Andiamo tipo spagnolo, però con un accento un po' diverso, cioè uno spagnolo con un accento diverso. Scambieresti Fabian per uno tra Nandez e Sensi subito? Dove si firma per una Dove è il contratto? Datemi un contratto a momento. La dice penna. Baby, ti dice anche le 3 cose più utili di Fabian. Vero? Allora, tra le cose più utili di Fabian, la penna, che magari guarda, questa è una penna senza la punta, ok, quindi è più utile di Fabian. ok. Una pila, perché con una pila non ci fai niente, oramai te ne servono comunque 2, tra le cose più utili. E poi che potrei... per esempio questo lo spagnolo in Canada è comunque più utile di Fabian, è lo spagnolo in Canada. Esatto, abbiamo risolto, abbiamo trovato le 3 cose e purtroppo è così. Con Nandez ti dico, ancora con Nandez è fisico, non tecnicissimo, ma Sensi, ragazzi, se sta bene fisicamente è una bestia, ragazzi. Senza dubbio. E poi comunque Sensi c'ha la fantasia, ma è più svelto, lo vedo più svelto nel... forse anche Montoliva è più svelto di Fabian, a livello di scatto, forse. Cioè... Temo di sì. Pandoro o panettone? Bobotta o bobotka? Questa è un'altra delle cose che abbiamo chiesto, Gabe, all'inizio. Pandoro, no, panettone no, Pandoro tutta la vita. Io sai che sono diventato panettoniano? No, io canditi e uvette, mamma mia, lascio ai salutisti. Canditi no, canditi anche io ne farei a meno. L'uvetta la sto riapprezzando nel Pandoro, è una cosa che non mi aspettavo. Pandoro oppure tartufone, quello intriso di cioccolata mi piace pure. Fammi fare un occhiolino senza rispondere a Vincenzo. Per sbafo, Sì, no, che è vero, però dicevo che era inutile come Fabian se ce ne hai uno e non hai l'altro, cioè se c'hai il liquido e non hai la cosa o viceversa. En Québec, vous parlez français, surtout à Montréal. Je ne parle pas français. Però qualcuno in Canada, ovviamente, per le varie dominazioni. No, è che i Québécois sono forti, vogliono la separazione, sono secessionisti come qualche verdolino italiano, però vorrebbero continuare a ricevere le tasse dei cittadini che si prendono da tutto il Canada, capito? La botte piena e la moglie ubriaca, si direbbe da noi. Tracchiulella o polpetta? Non so cosa sia la tracchiulella. È difficile, la tracchiulella è una salsiccia, diciamo, comunque carne di maiale. Polpetta, allora dico. Tu dici polpetta, la polpetta quando è fatto bene pure io sono d'accordo, è superiore alla tracchiolella. Non la polpetta nordamericana, la polpetta diciamo buona italiana. Ecco. Esatto. Qua fanno un'esagerazione di aglio quando provano a fare le meatball, spezie esagerate. Non c'è bisogno se la carne è buona, non c'è bisogno. No, poi soprattutto qua usano aglio e cipolla come se fossero sale e pepe da noi, ragazzi, una cosa. Oppure i funghi, metterebbero i funghi pure nel dolce, potessero. Ma sono funghi che non sanno di niente. Sì, no, la maggior parte delle volte. No, io glielo dicevo al nostro amico laziale, al buon Giovanni, che lui ha visto al ristorante, gli dicevo, qua ogni tanto i ristoranti che vogliono fare italiani, ma non solo fanno la carbonara con la panna, i piselli e i funghi. Io gli vorrei sparare a questa gente, purtroppo. Cioè, mi dispiace, però capito, non si può fare delle cose del genere. Non si fa. Vale, io penso che ADL sempre il pappone, ma va rispettato, ci ha portati fino a qui, e se oggi ci lamentiamo dei giocatori e di Gattuso è perché ci ha fatto fare il palato fino. Molto acuto come commento questo di Francesco, perché effettivamente ci stiamo lamentando di giocatori di alto livello, di giocatori che sono quasi tutti comunque nazionali o comunque titolari delle loro nazionali, e ci lamentiamo. Vuol dire... Fabian è nazionale? Sì. Davvero? Fabian nell'Under 21 è stato il miglior giocatore della Spagna e dell'Europeo Under 21 e adesso è nel giro della nazionale A normale, senior.
si vede che non ci sono più Xavi e Iniesta a fare questo anche è vero, c'è da dire. Perché Borja Valero non c'è mai arrivato in Nazionale A, eppure secondo me, senza offesa, era più forte di Fabian Ruiz, sinceramente, secondo me, senza offesa. Vabbè, Borja perché oramai vecchio, ma all'epoca Borja era forte. All'epoca è chiaro, certo, sono d'accordissimo. Però Fabian partiva, per esempio, nell'ultima partita è partito dalla riserva, succede un infortunio, entra, finisce la partita con 3 assist, 2 assist sul calcio d'angolo, un altro ha giocato a tutto campo, non dico svelto, ma reattivo, e quindi ci eravamo illusi. Invece niente. Yam Bella Gusti Like, ragazzi, c'è Gabe, è Natale, cioè non lo so. Te hai trovato panettoni o pandori, oppure non hai trovato, a New York non si trova? Ho trovato un panettone, c'era anche il Pandoro Bauli, tipo $11,99, una cosa. Cioè, cosa era, placcato d'oro? E che ho detto, raga, ma che cosa? Poi oltretutto molti prodotti italiani senza prezzo, no? Nel supermercato, e quindi la gente dice ok, lo prendo, lo voglio per forza. Io però che ho tempo da perdere ultimamente, me li faccio una scannerizzazione sotto alla cosa, perché mi stavano fregando con la pasta Garofalo, che la chat lo sappia, pasta Garofalo, pasta di Gragnano di ottima qualità, costa di più perché costa generalmente di più, è più rara della Barilla, eccetera eccetera. Come cartellino ci stava scritto $3-5, e vabbè, $3-5 ci può stare, mi conviene, meno della Barilla. Mi hanno fregato per un paio di mesi perché era il cartellino sbagliato, ma a scontrino, poi controllavo dopo, ho controllato l'ultima volta, lo stavo pagando $2,69 che basta. Comunque la Barilla io non la comprerei, io non la compro mai perché è quella fatta in America col glifosato e tutto, quindi non è la Barilla italiana. Io compro sempre solo o De Cecco oppure altri marchi italiani, magari più tipo Molisano o cose del genere, appunto, almeno qua in Canada. La Barilla io per un po' sono andato di Barilla perché le alternative non erano. Ma non è come quella nostra, l'assaggi è, mamma mia, la robaccia proprio. Qua c'è la Barilla collezione, la chiamano. Ma guarda sempre dov'è, perché c'è Made in USA è sempre robaccia col glifosato. Potrebbe essere lo stesso. Ma la Barilla è quella Made in USA che fa abbastanza schifo. Come colore è meglio, però in effetti. Come direste voi è una chiavica. È una chiavica, una vera chiavica, assolutamente. Ci stiamo facendo i fatti nostri. Sì, è vero, guarda. Però vale, io mi chiamo Fabio e sul fatto che posso essere facilmente accostato a Fabian mi fa venire a chiagnere. Poverino. Ci sono state un paio di volte che ti ho chiamato Fabian in live e me ne scuso. Hai invitato altri ospiti stasera oppure? Allora, avevo invitato Giovanni Eagle, ok, che però mi ha mandato un messaggio, dice che stava in radio. Sì, lui fa molta radio. E quindi non lo so, sto fatto che fa molta radio mi interessa moltissimo perché lo sai che io adoro e voglio capire che fa. Poi il buon Catto anche mi ha mandato un messaggino che non ce la faceva, qualcun altro messaggio sparso, vediamo se qualcuno risponde, ma come al solito io faccio le improvvisate non organizzate. Cioè, siamo in due, siamo come quella dopo la vittoria con la Juventus, appunto. Non mangiate Barilla ovunque, vedi? Brava Rita. Ora vado a rimangiare. Io con De Cecco mi trovo da Dio. Esatto. De Cecco pure costa parecchio. Io mo sto sperimentando con Luigi Pelli. Almeno non so negli Stati Uniti, ma in Canada la roba italiana, se la vuoi buona, costa un'ira di Dio, veramente. Ecco. Anche a New York credo non sia. Spero che Giova Eagle riapra il ristorante presto, almeno magari quando finisce tutto ci andiamo a fare una bella carbonara, ma buona, quella romana, appunto. Impazzisco. Ho visto mangiare gli stranieri in Italia la pizza a Napoli, la mozzarella di bufalo oppure le tagliatelle alla bolognese. La reazione? Certi piangono veramente. Ma è vero, Giorgio, perché loro hanno sempre visto fotografie, no? Oppure qualcuno che l'ha fatta e l'ha spacciata per. Quando poi tu vai nello specifico, sul posto, nel luogo, loro vanno, cioè io con i pochi ingredienti che trovo qua, che non sono sempre di ottima qualità, anche il farlo in un certo modo, l'ordine in cui fai delle cose, e loro dicono ma com'è che è così buono, ma come hai fatto? Ho fatto le stesse cose che fai tu, che poi in realtà è più semplice di fare
quello che alcuni piatti che fanno loro, che mettono un sacco di gusti, un sacco di spezie, un sacco di crema, un sacco di salse, e viene dei porcai assurdi. È bello che c'è qualcuno mi dice anche ma voi cucinate troppo semplice, non ha sapore. No, siete voi, siete abituati a dei sapori troppo intensi e troppe calorie, e poi non vi riempie più il cibo leggero come piace a noi, appunto. I sapori che poi mascherano. Sono grosso perché purtroppo mi sto abituando un po' troppo al loro stile, però loro alcuni sono veramente, ma poi pasteggiano sempre mai con l'acqua, sempre bibite, bollicine, mamma mia. È vero, è proprio vero. La Nutella è cara? La pasta. La Nutella è cara da te? Non la compro mai, quindi non lo so. Ci sta. Da me sì. Io compro sempre altre creme spalmabili, mi piace molto quella della Lindt o quella altre marche. La Nutella non è che mi sia mai piaciuta così tanto, sinceramente. Mi piace l'idea, ma Nutella non tanto. Quella è anche un'altra delle cose che fa malissimo, olio di palma, vabbè. Dopo che mia moglie ha mangiato la prima pizza a Napoli, mi ha detto: ora capisco perché bestemmi sempre quando la mangiamo a Stoccarda. Gli esempi si susseguono, ovviamente. 10 like a 150, come on guys, ragazzi, 10 like, io mi verso un bicchierino di Ruffino, diceva Totò, però non è Ruffino, è un nero d'avola, ma faremo finta che è Coca-Cola, perché altrimenti l'algoritmo dice che chi lo sa se si può fare, e farò un brindisi ideale con voi. Ma vi pare il caso che dopo 2 giorni di cannibalismo siamo ancora... Cioè, noi non abbiamo veramente fatto cannibalismo, essendo in paesi incivili qua. Esatto, mi sono mantenuto abbastanza leggero. Ieri mi sono fatto un salmone con degli asparagi, ho fatto fatto un mac and cheese oggi, tanto per, diciamo, un po' di vedi, addirittura, quindi proprio l'americana. Americana, proprio, vero. Il mac and cheese, se è fatto bene, è buono, secondo me, il mac and cheese. Ma sai che ancora non sono stato cazzo di assaggiarlo, perché di idea... Ma quant'è che sei in America? 10 anni, ma addirittura come idea non mi piace, perché quel cheese là che... ma devi comprare il cheddar inglese, il cheddar britannico invece del cheddar americano. Devi trovare, anche quando le compri pronte, ci sono di qualità e qualità, e quella della Kraft fa abbastanza schifo, effettivamente. Che poi, non essendo io un amante del formaggio, forse con quello là in sapore potrebbe funzionare solo da... Ti piace il formaggio? Non sono un amante, lo rispetto moltissimo. Quindi il parmigiano, formaggio svizzero. Lo metto perché conosco la tradizione e so che certi sapori vanno rispettati. Ma la mozzarella, non ti piace la mozzarella? E la pizza come la mangi te? No, con la mozzarella, ma non c'è dubbio. Ma non impazzisco, cioè c'è gente che dopo i 10 anni senza la mozzarella italiana va in crisi di panico. Sì. Io invece è una delle cose che non mi manca. Cioè a me mi manca più una vongola fatta bene, capito, verace, del golfo. Io vedi, non sono un amante mi piace il pesce, ma non mi piacciono molluschi, crostacei, non tanto. Mi piace la frittura di un po' la paranza, ma soprattutto frittura di calamari, totani, quelle roba lì, appunto. Ragazzi, questo è diventato... Ma d'altra parte, nella copertina della live c'era un Pandoro e un panettone, quindi noi siamo perfettamente all'interno degli argomenti. Noi abbiamo mangiato talmente tanto che il cane per lo schifo è diventato vegano. Grande Giuseppe. God 7611, Valerio, ma tu in America come si sei finito per lavoro? Sì, amico mio, sono venuto qui a inseguire il sogno musicale, e per un po' d'anni è andata anche bene, adesso siamo tutti fermi e bloccati, ma speriamo di ripartire presto, eh? Speriamo, ovviamente. -8, ragazzi, dai che mi devo fare un sorsetto, dipende da voi. Prima le tracchie e ora la mozzarella. Sulla pizza ci va il fior di latte. Quando sto odiando la chat lenta mi mette ansia. Vince, non ti preoccupare, la chat lenta è giusto per non accavallare, così provo a leggervi tutti, ma comunque fallisco molto spesso. Senti, ma te cosa ne pensi della pizza con l'ananas, appunto, la classica, la Hawaiian? Io la odio, perché io odio, vorrei che non esistesse, appunto. Odio, è un odio profondo, anche perché io adoro l'ananas. Cioè, pineapple is my favorite thing. Pizza.
l'ananas che diventa caldo è la cosa più brutta che possa mai essere stata inventata. Lo so, ma infatti assolutamente Poi qua abbiamo un ristorante, il mio paese si chiama Paesano Vegano, che dice rappresenta la tradizione vegana italiana, che io gli ho detto non esiste, dice dovresti venire a mangiare da noi, che iniziano anche bene, fanno la base della pizza bella, alta come dovrebbe essere, e poi invece del formaggio, perché sono vegani, ci mettono cosa ci mettono? La besciamella di mandorle. Ma che cazzo sei? Io gli ho detto, io vi uccido, io ho detto, io vi uccido, perché se vi vedo fare una cosa del genere davanti a me, io vi uccido. Ragazzi, mi fanno, ma sei violento, non capisci? No, siete voi che stuprate le tradizioni italiane. Il bello è che se noi ci mettiamo a cucinare giapponese o indiano e ci viene male, ci danno di razzisti. Ma quando gli americani lo fanno a noi, no, è normale, sperimentiamo la cultura, ma andassero tutti a cagare. Sì, d'accordissimo. Per il vocabolario, per il gergo un po' francese, però insomma. No, ci sta tutta, quando si esagera, si esagera. Cioè, io l'ho detto a Giovanni, mi ha detto mortacci loro. Giustamente. Aiuto, mi sta attaccando Gattuso arrabbiato. Gli ho detto che Fabian è più lento di una tartaruga. Lui ha detto è forte, aiuto. Che Raffaela, non capisco questa cosa. A un certo punto ho pensato che tu avessi un cane chiamato Gattuso, sai? Mi sta attaccando Gattuso arrabbiato. Ma non credo che Gattuso ti abbia risposto sui social che Fabian è forte. Ma poi c'è la mia astenia, poverino. Credo che sta nemmeno bene, povero ragazzo. Mi dispiace perché è una grande persona, lo vedo così che ci prova, però lo vedo che sta soffrendo. Mi dispiace tanto, sembra peggiore invece che migliorare, purtroppo. Sì, dice che gli ha preso molto forte stavolta rispetto ad altre volte, perché lui sono parecchi anni che se la porta appresso, però speriamo risolva presto perché si vede che sta soffrendo. Se lei che voleva scritto Giuseppe Vespero fa ridere da morire. Fammi vedere se l'ho preso. Ok. Dopo aver sentito la besciamella. In effetti sì, tu se la alzi l'ananas, te la mangi da parte e poi ti mangi la pizza come se fosse un pezzettino di pane, potrebbe anche essere meglio. La besciamella non c'è scampo. Mamma mia. Fabian mi ha messo like, vedi? Giuseppe Grazia. Ragazzi, Fabian è tutti minuti e quarti d'ora sui social. Ci deve far vedere il cane, ci deve far vedere l'albero di Natale, ci deve far vedere che sta giocando con la pallina, con la moglie, che si scarta la moglie. No, quella era sempre il cane. Era un tipo social, insomma. È dai. Molto social. Guarda, quanti anni tiene Fabian? 23, 24 lo so, anni? È quello là, è quella generazione là, vive sui social e si becca anche insulti, una continuazione. Spero che lui non capisca bene fino in fondo il napoletano, perché gliene dicono di tutti i colori e lui non si arrende. Sotto questo punto di vista, grande rispetto al non arrendersi, non bloccare i commenti. Lui posta. Forse non capisce proprio, nel senso. Credo che non capisca, perché poi lui li mette i like. Ed è uno che molto spesso gli scrivono, li ho visti, Fabian mi metti un like per favore, mi metti like a questo commento, e lui lo mette. Quindi lo dobbiamo invitare per un'intervista, magari ci viene anche, visto che però ti immagini, dopo tutti gli insulti che glielo sto consegnando, improvvisamente ti ricordi c'era Pucci Viola che faceva lo youtuber per la Fiorentina? Lui era stesso cognome mio, però appunto lui l'ha fatto per tanti anni, youtuber grosso, da più di 15.000 iscritti, ha intervistato Dusan Vlahovic sul canale. Hai capito? Ma poi i commenti erano off, non potevi commentare, fece una live con lui. Certo, vabbè, quello è chiaro. Però io credo, non lo so come funziona la Fiorentina, ma devi chiedere il permesso a De Laurentiis per parlare. Sai, era durante era durante il lockdown e non è stato parlato, diciamo, a livello societario, quindi lui ha accettato, quindi credo che il commisso abbia dato il benestare, non è successo niente, quindi insomma, però è stata un'intervista molto bella, il ragazzo si presta molto anche allo scherzo, un bravo ragazzo, Dusa. Alessandro Dell'Aquila verrà a Asso. Guarda Ale, io non gliel'ho mandato il link perché stava con i genitori. Non ho capito? Ecco i genitori, credo. Ecco i genitori, esatto, avevo capito, lui ha fatto una live anche ieri fino a tardi e quindi penso che un giorno di pausa anche lui se l'è meritato,
perché si fa, si deve fare anche questo. Cioè, Pucci Valo su YouTube, l'ho visto ieri, godeva assai per la vittoria con i Gobbi. È tornato solo per fare un video di 1 minuto e mezzo per la vittoria contro i davvero? Gobbi. Sì, perché ora lui fa le live su Twitch che fa le cronache appunto a volte. Chiaro. Il problema di Fabian è che non dorme, è talmente lento che quando deve mettersi a letto si è già fatto giorno. Aiuto. Luis Alberto sarebbe perfetto. Luis Alberto sta in uno schema perfetto per lui, in un ambiente perfetto per lui, si trova bene. Sono 2 anni che sta dispensando assist, belle giocate, eccetera, eccetera. Mi ricorda un po' questo 3-5-2 della Lazio, è un po' lo schema alla Reia, alla Mazzarri, dove poi devi dare sfogo alla fantasia se hai un Hamsik, se hai un giocatore di queste caratteristiche. Non so se con le direttive precise di schemi diversi tipo Gattuso sentiremo gridare Luis, perché Gattuso è un gridare continuo e non so nemmeno se è tanto ottimo. Poi tra l'altro Luis Alberto è molto permaloso, tra l'altro, quindi non so se con Gattuso si troverebbero, appunto. È vero, c'è stato lo stesso Giovanni Igolo che mi diceva a me non mi gusta questo, a me non mi gusta quell'altro, e fece l'imitazione di Luis Alberto. Antonio ci chiede meglio Canada o USA? Io dico Canada perché non ci sono mai stato. Sono 2 cose differenti, nel senso in Canada c'è diciamo la efficienza americana mista a comunque una certa diciamo un certo stato sociale europeo, quindi c'è la sanità pubblica. Io chiedo scusa Vale, ma in un paese dove la sanità è privata non riuscirei mai a viverci personalmente. Io lavoro per un'azienda americana e devo andare ogni tanto in America, ho colleghi americani e a volte proprio anche la bassezza culturale di alcuni soggetti mi spaventa. Non che io sia di alto livello culturale, perché sono un po' uno terra, però c'è certa gente che proprio ti fa veramente cascare le ginocchia, perché stavo per dire un'altra cosa, ma volevo dire appunto no, va bene e sono anche d'accordo con te. Io ho detto non sono stato in Canada e dico Canada, pensa un po'. E ringrazio Vincenzo Papa per la come dice Asso, big donation gialla. Viene da pigliare panettone, bellissimo. Grandioso Vincenzo, grazie mille. Questo ripaga il panettone che ho comprato e che ho già aperto, non ho aspettato nemmeno, c'era il mio batterista che doveva venirmi a trovare e l'ho aperto ieri sera perché c'era qualcuno che stava al telefono, una continuazione, a un certo punto mi è venuta fame e ho dovuto aprire il panettone. Hai qualche data fissata per il 2021 per suonare oppure no? Per ora niente. Guarda, ho sentito il mio manager una settimana fa, io ho smesso, noi abbiamo un sito, cioè un sito interno dove noi andiamo a vedere le date confermate e ho smesso di guardarlo perché mi veniva la depressione, perché le date venivano tolte. Certo. In questo momento vedo una cosuccia a febbraio. Bene. E spero che venga confermata perché non si può mai sapere. Il resto lasciamolo lì, però... roba di metal oppure te suoni anche altri generi? No, queste sono feste private, sono robe dove mi fanno cantare anche Despacito. Ah, la dico, l'ho detta. E la chiudi lì, ecco. Proprio... No, nel senso, non chiedetemelo di fare perché nemmeno per donazioni azzurre, verdi. Quindi sei un allora ragazzi, oggi non riesco a parlare. No, poliedrico. Tieni, vieni a pigliare un po' di bicarbonapoli perché funziona. No, ragazzi, è un po' l'ansia del Natale passarlo da soli. Cin. Può parlare mezzo inglese, mezzo italiano, ragazzi, si fa fatica. Non lo capiscono, non lo possono capire. Che canti e suoni, dove sta? Che canti, fai le canzoni napoletane anche, Nino? Anche, ovviamente. Ci sono feste private, anche matrimoni, no? Di famiglie. Fai un po' di neomelodico, mi fai un
non lo so, un Gigione, un Gio Donatello, qualcosa del Guarda, genere. no, non arriviamo a quello perché loro non li conoscono i nuovi. Loro conoscono... Gigione e Gio Donatello proprio nuovi no, ragazzi. Io sono vero, un fan perché hanno fatto anche un film loro che si chiama Grazie Padre Pio, conosciuto grazie a Yotobi, alle recensioni di Yotobi, appunto. E come no, vabbè, ma siamo ovviamente aggiornati A livelli altissimi, ragazzi, Gigione e Gio Donatello. Siamo aggiornatissimi. Ti piace? Padre P e fai quei movimenti equivoci. Sì. Vabbè, una roba strana. La recensione di quel film ti schianti dalle risate perché i dialoghi sono tutti fuori sincro, roba di genere. Vedi, stai spaccando. Certo, ragazzi, ma io sono stato anche a un festival giù a Salerno a vedere Cigione. Grande, dal vivo è ancora meglio. Ragazzi, ma sono quelle sagre di paese bellissime giù a Maiori, Minori. Mi fa Maiori, appunto era, è stato molti anni fa. C'è un video che ho portato, che ho editato e ho fatto 10 minuti di. È un video di 30 secondi, però l'ho aggiunto così, ho fatto 10 minuti. È Gigione sul palco e c'è il cameraman che indietreggia e inciampa sul monitor, no? E cade rovinosamente lui, la telecamera, il monitor, eccetera, eccetera. E ci sta Gigione che fa... Oh, vorrebbe salvarlo, avvertirlo, ma non si muove in realtà. E quindi attenzione, oppa! Abbiamo fomentato la chat, vedo no, vedo, io muoio. Vedo Gigione trasciume, qualcuno ha scritto che bel trasciume. È un mito assoluto, assolutamente. No. Un bel applauso da tutta live a Gabe che conosce Gigione. Ma è chiaro. Vabbè, ma ragazzi, ma ci sono anche i vari Carmelo Zappula. Io il neomelodico me lo sono fatto tutto, anche il Carmelo Zappula. Poi c'era, ne conosco tanti, li seguo anche su Facebook perché, ma non per offendere, ma c'è il misto tra trash e diciamo è musica vera, è melodia che fa. Che mi piace, cioè è vero, cioè, mi fa un po' commedia, mi fa ridere, ma c'è anche del culturale dentro, capito? Come fai a descriverlo a chi non lo conosce? Cioè, è complicato. È la versione, diciamo, posso dire, commedia, diciamo, un po' comica del Gigi D'Alessio, comunque del cantante neomelodico napoletano, un po' anche, diciamo, a prendere in giro, però in realtà fanno ridere, cioè anche a livello buono, non che li prendi in giro perché sono ridicoli, ma diciamo anche a livello... Lui va oltre, secondo me, perché lui ha capito che esiste una fetta di popolazione che è di bocca buona, che non vuole sapere niente. Se tu gli parli che belli ziz, che te una campagnola, campagnola, sì, oppure la nuova canzone TikTok, quella su TikTok, dove loro fanno un video su TikTok, cioè, ragazzi, è il... non plus ultra, sono avanti, sono nel futuro, non sono nel 2020, sono nel 3020, capite? Quello. E lui poi si chiamava Gigi One, lui voleva chiamarsi Gigi One. E l'hanno, dato che nessuno era in grado di leggere questa cosa, è diventato immediatamente Gigio. Poi c'era Gio Donatello e la figlia, no, che Gio Donatello è il figlio, e poi c'è l'altra ragazza che va sempre con loro, che lei è veramente una bella voce, non mi ricordo il nome di lei, però che vanno alle sagre di paese e fanno ragazzi stragi, c'era un sacco di gente, c'era. Oh, ma loro poi lavorano 400 giorni all'anno, almeno lavoravano. E suonare con Gigione era una cosa all'epoca non molto, insomma, appetibile, però la continuità del lavoro non ti mancava, perché c'era da suonare tutti i giorni. Hai mai suonato con loro, comunque vicino a loro? Hai mai, diciamo, calcato il palco con loro? L'esperienza neomelodica mi manca, tra virgolette dico per fortuna, perché qualcuno che l'ha fatta, di amici miei stretti, anche altri colleghi, non tutti si sono trovati poi bene, si sono trovati in situazioni anche poco piacevoli delle volte, perché l'ambiente spesso è misto. Non è la mia musica preferita, ecco, nemmeno però loro sono simpatici, loro due quando anche vanno alle sagre di paese sono molto simpatici, sinceramente. No, e non hanno diciamo quell'arroganza che vedi in altri palcoscenici di neomelodico. Sì, ma qui c'è tanta, con Gigione c'è tanta anche autoironia, perché lui ha capito di essere quel personaggio là, sa che fa una cover, per esempio esce la canzone famosa,
fa la cover, ci cambia 2 parole, le fa diventare con un doppio senso, nemmeno tanto doppio senso, perché proprio che bello culo, che te... cioè non c'è doppio senso, c'è proprio che bel culo, e quindi è ancora più sfizioso. Poi ti piace il gelatino, e lì col gelatino a gusto di panna, crema e cioccolato, e lì è il Gio Donatello che è un pochino più insevato, voglio dire, un pochino più viscido nel doppio senso, ma va bene anche così, perché lui deve fare l'appeal alle più giovani, perché poi giustamente il figlio, il padre. Beh, vedo che sta piacendo molto la... vedi? Con la fragola, esatto. Ragazzi, ma nel film c'era dei dialoghi, Piazza Padre Pio c'era che lei dice qualcosa, gli fa complimento, lui dice no, ma te sei bello, sai cantare, sai suonare, sai correre, ma cioè, sai correre, cioè, che tu stai parlando del dialogo con Cinzia Padre Pio, con Cinzia Porfita, era, mi pare, pare, ma è da tanto, io mi ricordo che tutti i film trash di cui che faceva la recensione Yotobi, io li andavo a cercare e me li guardavo. Se non sbaglio, a un certo punto volevo vedere il trash io, appunto. A un certo punto, quando lei lo lascia, dice devo andare a salvare quelli che hanno bisogno più di me, che stanno in difficoltà. Cioè una missione ipotetica che non significava niente, quelli che lottano per la libertà. Una cosa che veramente è scritta da nessuno. Cioè, ragazzi, io c'ho il follow alla pagina di Gigione, seriamente, non sto scherzando. Bellissimo, bellissimo Gigi One. La mia canzone preferita è Cinicol. E per cantare noi teniamo Cinicol. Abbiamo fomentato la chat. Vincenzo dice che dire che ci sono dialoghi è un parolone. Sono frasi a caso. Raga, andiamo a attaccare Caffè Napoli sotto il profilo di Gigione. Voglio la live tra Vale, Gabe e Gigione. Wow, sarebbe il top, sarebbe, mamma mia, ragazzi. Ma se voi se noi arriviamo a un bel numero di like, di iscritti, io penso che ce la posso fare. Dovete capire che Gigione è una star, quindi non è che può venire nei canali piccolini. Se cresciamo, vi prometto che un tentativo lo facciamo e spacchiamo. Però ti chiedo di invitarmi, perché per me è un idolo. A lui farà piacere avere, capito, fan che vengono dal nord, che poi si sono trasferiti in Canada. Lui, figurati quanti fan c'ha in Canada. No, ma ho visto anche al nord ha dei fan, è quello soprattutto poi il boost, cioè te sai chi è Yotobi, vero? Sì. Cioè, ragazzi, un milione e oltre di iscritti, all'epoca già aveva centinaia di migliaia. Quando fece la recensione, io mi ricordo che gli fece un boost di ascolti la recensione di Yotobi, che roba impressionante, sinceramente. Hanno fatto anche la canzone sul coronavirus, non l'ho sentita. Non l'ho sentita. Gione duetta con Michael Bublé, ha scritto Fabio. La tombola virtuale, ragazzi, mi devo organizzare. L'Ottimo Marat mi ha mandato anche un link. Però dato che non voglio fare un macello, voglio studiarmi la cosa, e in questi giorni, penso, non dico domani, probabilmente no, Santo Stefano, e ognuno faccia quello che deve fare, ma tra il 27 e il 28 vediamo, Ruttino, vediamo di organizzare questa tombola live a distanza. Sarà una cosa diversa, speciale, e vediamo un pochino come farla. La voglio organizzare bene. Gabe, ciao, buon Natale, fammi un piacere, tu devi assolutamente metterti in riga e cominciare con Ernesto Afforia. Non so chi sia. Ernesto Afforia della vecchia guardia, di quelli di questa generazione di cantanti che sono un po' comici della commedia dell'arte. Bella. Mi informerò allora il video. Buon Natale. Poi ci anche Mimmo Dani, non so se tu conosci. No, io non so se conoscete Carmelo Zappulla, conosco lui. Zappulla, sì. Però ce n'era un altro che io avevo, quando lavoravo in banca in Italia, avevo colleghi, diciamo, campani, e mi hanno fatto proprio una cultura su questo, dopo che uscì la recensione appunto di Karim di Yotobi su queste cose, appunto. Sì. Mimmo Dani, che ci cita il buon Joe TV, ma come rompono cazzo e mosca, fece una... Mimmo Dani era però veramente parodia, cioè lui prendeva i neomelodici e lo rendeva divertente con movimenti, anche con balletti. Era volontariamente una parodia.
Gigione diventa una parodia di se stesso, è un po' come, mo ti faccio un paragone assurdo, Berlusconi, no? Berlusconi oggi è un meme, Sì. perché è un bomber, no? Gli occhiali, le Ecco, femmine. mi è tornato l'altro nome, l'ha scritto Pablo, Tony Tammaro, lui lo seguo Vabbè, pure, il grande Tony Tammaro, non plus ultra Tony Tammaro, ragazzi. Con Tony Tammaro siamo cresciuti, credo che sia probabilmente the best of the best. Però lui è anche un po' più serio, secondo me anche un po' politicamente impegnato, ha fatto delle canzoni anche con Daniele Silvestri e con Max Gazzè all'epoca, mi ricordo. Tony Tammaro con Max Gazzè? Mi pare di sì. Vado in difficoltà. Vado in difficoltà ma con Silvestri di sicuro. Allora, più impegnato di Tony Tammaro, che anche faceva ridere, era Federico Salvatore. Non so se intendi lui, cioè l'autore Tony Tammaro di Az. Tony Tammaro con quei due mi interessa saperlo, perché Tony Tammaro era... Ho le foto qua, mi pare. Tony Tammaro e Max Gazzè insieme? Sì? Ma proprio per una serata specifica, perché poi non era un grande Max Gazzè, questo era 4 aprile 2019, live su TV nazionale, Tony Tammaro e Max Gazzè. Vabbè, secondo me era Max Gazzè Niccolò Fabi e Daniele Silvestri, avevo ragione, avevo visto bene. Tony Tammaro, Max Gazzè, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Ma non c'è sono informato, ho detto li seguo io, questi cantautori del meridione, appunto. Meraviglioso. A me piacciono Nino D'Angelo, Pino Daniele, Renato Carosone, Peppino Di Capri e Tony Colombo. Ragazzi, ovviamente livelli straordinari. Io spero che i tuoi iscritti apprezzino che conosco un po' la canzone napoletana. Diciamo, ma io penso che siano tutti senza fiato. Ero sorpreso anch'io, poi ho visto alcuni post di Tony Tammaro, è molto più serio, diciamo, non serio, diciamo anche un po' con autoironia, ma è molto più, diciamo, acculturato di altri, sinceramente. Vincenzo Sarnelli, in arte Tony Tammaro non si discute, tengo 4 foto con il maestro. Il maestro sì. Io andai a vederlo dal vivo, era Officina 99, centro sociale occupato all'epoca, e c'era il concerto di Tony Tammaro e fu una delle serate più belle. Centro sociale? Io ho suonato, quando avevo il gruppo punk, ho suonato in tanti centri ho suonato al centro sociale Camillo Cienfuegos diverse volte a Firenze, appunto. Assolutamente sì, era una bella gioventù. Mi saluti please, ti stimo. Games of Life, un salutone, buon Natale. Certo, siamo andati nei centri sociali e poi viviamo in Nord America, in paesi è una cosa assurda. La coerenza. Lo so, fa ridere, ragazzi, facciamo per ridere, non è politica questa, facciamo molto per ridere, vero Vale, appunto. Assolutamente. Angela ci cita gli Squallor, ovviamente storia della musica non solo napoletana, ma grandi autori. 99 posse vedo citati, appunto, loro più sicuramente impegnati. Con i 99 io ci ho suonato, ho avuto la fortuna di collaborare con Zulu e con tutti gli altri. Io li chiamavo i Public Enemies italiani. I 99 posse hanno segnato la crescita. La crescita musicale no, perché ascoltavo i 99 posse prima di impegnarmi nella musica, a prescindere, più una crescita proprio della persona, no? Al liceo. E poi è diventata anche una collaborazione di cui vado fierissimo. Gabe si è più napoletano in me. Cultura, ragazzi, tutto questo è cultura. Cioè, il maestro è uno solo, non ha come jam. Pino Mauro, non Transigo. Questo è di qualche anno prima, diciamo. Io non lo conosco bene, Pino Mauro. Io gli ho portato il Tre Rote quando organizzammo a Torre Annunziata il suo concerto, bei tempi, la Black... Vedi, mamma mia, qua andiamo proprio nello specifico, ognuno ha una storia su Tony Tammaro. Portare il Tre Ruote a Tony Tammaro, io porto Tre Route, proprio straordinario. Gianni Celeste, Nino, tu penso che stai andando proprio nel classico. Sì, qua lui va sui maestri, diciamo anche i maestri, ecco, diciamo. Mentre Vita ci cita Raiz, che anche lui
rappresenta, c'era la triade dei 99 Posse, gli Alma Megretta e... Io feci un concerto, mi ricordo, andare a un concerto dove anche sentii Sud Sound System a Firenze. Infatti, se poi mi parli su Sound System, io devo pensare alle vacanze in Salento e non la finiamo più. Ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero gli sparo a vista. Speriamo che non ci sta guardando qualcuno di... perché sennò... Con il tuo gruppo, Vale, che genere fai? Starel, faccio un po' di tutto. Io ho un gruppo heavy metal, stiamo ultimando un disco da una vita. Ho sentito dire che sei lo Jaco Pastorius napoletano. No, hai sentito, ma è una fake news. È una fake news. Sono nato facendo rock, mi piace il rock. Il metal è una cosa che è arrivata in successiva. Io ero più per il rock classico, rock hard rock. Però adoro il pop, mi piace la musica dance, mi piace tutto quello che va anche in radio molto spesso, non la sottovalutate. Sono cresciuto con il punk invece, diciamo, nei miei anni, diciamo, di teenager, appunto, gli anni tra i 10 e i 15 ho fatto tanto punk, ma non tanto il punk 77, più il punk californiano, tipo NoFX, Pennywise, Black Wagon, poi i più commerciali, vabbè, Green Day e Blink 182, però diciamo più che altro quelli anche più alternativi. Ho fatto diversi concerti al Carro Ponte a Milano, appunto Sesto San Giovanni, a vedere i NoFX con i Pennywise, appunto, e Misfits, vabbè, ho fatto gli AC/DC, ho fatti tanti di concerti, sinceramente. Ma vi ricordate il boom di Luciano Caldore che a Napoli fece al cinema più incassi del Titanic? 1997. Non ho difficoltà a crederci, non ricordo, perché all'epoca probabilmente rigettavo notizie anche che riguardassero queste cose qua, però ci credo. Marco Marfè e la pop dance, che avevo visto che Marat pure stava sottolineando, un po'. Che senso pop dance? Tipo, non so se tu ricordi Marco Marfè, fu un fenomeno social, credo che fece dei provini con Simona Ventura, una cosa del genere, roba di X Factor, una di queste, ed era un personaggio clamoroso che a stento parlava in italiano, un neomelodico che però non aveva un grande successo nell'ambiente, e andò a fare questo provino con risultati anche non eccezionali. E Simona Ventura lo fece diventare un meme perché che genere fai? Che genere è questo? Ma è un po' pop dance, un po' dance, diciamo. E non sapeva neanche lui fondamentalmente quello che voleva fare. Da allora ha sfruttato questa cosa così di popolarità e ha cominciato anche a fare serate e cose varie. Poi vabbè, il neomelodico ha avuto anche un po' una new wave, diciamo, un po' una ricrescita nel momento in cui è uscito Checco Zalone, benché non sia napoletano ma sia pugliese, però lui, diciamo, facendo un po' quel cantante, facendo le parodie, si sentiva che era un po' neomelodico, anche se in realtà lui era solo un comico e faceva le imitazioni. Però a me sta simpaticissimo, sinceramente, il buon Checco. Però Zalone è bravo, sa anche suonare molto bene, benché sia un avvocato lui come professione. Sono d'accordissimo. Se lo ascolti per bene, capisci che c'è del talento musicale dietro. C'è tanta ironia dietro i suoi pezzi anche, sinceramente. Rispondo a Vincenzo Pava che chiede: posso sentire qualcosa su altri canali o ancora non siete approdati? Sarei curioso di sentirvi come si chiama la band, e questo è il nome della mia band heavy metal. Siamo su Spotify, su YouTube, potete trovare un pochino in giro. C'è qualche video live, ma ci sono anche gli ultimi 2 singoli, anche il video ufficiale, che è molto molto dark. In realtà noi abbiamo fatto questo video poco prima della pandemia e indossiamo queste maschere dei non so se ti ricordi, Gabe, i Plague Doctors. Mm-hmm. Quelli della piaga, appunto, della peste nera, appunto. Della peste, esatto. E come quindi... si vede nella Divina Commedia di Dante Alighieri anche. No, scusa, nei Promessi Sposi, che cazzo, nei Promessi Sposi, quando c'è la peste. Esattamente. Con questi
che in realtà sono dei dottori anche fake che facevano quello che dovevano fare, ma andavano a... Una cosa un po' tipo Slipknot. Musicalmente no, perché è molto più meno male. è molto più sinfonico, è molto più melodico. Tipo power metal, una cosa del genere. Sì e no, va ascoltato perché ci sono delle influenze un pochino più progressive, però ci sono gli archi, c'è il violoncello, ci sono un po' di cose un pochino più particolari. Una cosa tipo diciamo i progressi, tipo i Tool, oppure più metal dei Tool? Ecco, i Tool magari, i Tool sono più complicati, noi siamo una versione un pochino più semplificata dei Tool, anche perché io personalmente mi rompo i coglioni. Anche perché tu devi farti tanta droga per fare quelle cose che fanno loro, sinceramente. Sì, io sono arrivato al limite, cioè quelle robe là o le suoni quando sei giovane e continui ad essere giovane nell'anima, oppure arrivato a una certa... O roba tipo i Dream Theater, che a volte c'è delle canzoni sono 20 minuti, ragazzi, cioè bella, bravissimi. John Petrucci è uno dei chitarristi migliori uno dei Big Three, appunto, uno dei chitarristi migliori al mondo, però ragazzi, 20 minuti di canzone e poi mi sparo dove non si vede la luce, appunto. Purtroppo in Italia è sottovalutato, il rock metal oggi va molto rap e trap, e intanto i desideri... Mai sentito un brano trap io, figurati. Non ho capito? Mai sentito un brano trap in vita mia. Cioè, forse a giro, ma non è che l'andrei a cercare, ecco. Fatti una risata, neanche io, dopodiché mi è arrivata una richiesta un paio di mesi fa di un amico che mi ha detto vuoi registrare sto basso, devi registrare un basso. Questo mio amico vuole fare una versione trap di un pezzo di... chi era? Cazzo, comunque di un cantante napoletano, e la versione trap di questo, quindi ho dovuto documentarmi perché dovevo capire che stile il basso doveva venire, ed è un macello, non riesco a farmelo piacere. No, ma quando mi chiedono l'altro giorno un mio amico in Italia mi ha detto ma te Gali, Sfera e Basta, ho detto, ma che cazzo è sta gente? Cioè Gali, Sfera vedi? e Basta. No, ragazzi, io sono troppo vecchio per questa roba. A me se mi dici guarda un cantante indie tipo Coez, tipo Fra Quintale, questa gente qui, Franco 126, cioè ragazzi, questi sì sono artisti anche veri, ma quelli trap a me personalmente, tipo la Dark Polo Gang, a me non mi dice niente, per esempio. Senti Fabio, anche io ho registrato un basso, Mario Rui. Mario Fui, come dice Asso, appunto. Dio. Stanno guaiate sta gente, lo capisco. Te un po' di indie italiano, tipo Fra Quintale, questa gente qui conosci? No, sai, non ho seguito tanto il filone, perché non lo so, dopo i Tiro Mancino, che secondo me hanno un po' aperto a quel filone là, no? Di testi un pochino più ricercati, eccetera, strani, un po' strani, però a un certo punto mi è sembrato un po' strano fatto apposta, cioè non spontaneo, la ricerca apposta di una parola strana o di non fare la rima apposta, e là vado in freva, là non è genuino. Grande Salvi che scrive ragazzi tranquilli, non siete voi vecchi, io ho 16 anni e la trap fa cagare. Io dove Salvi apprezzo molto, dato ti chiami come mia madre fa Salvi di cognome, quindi ti stimo già. Lo voglio illuminare, non ci sta, non l'ho trovato, sta prima? Vabbè, l'hai letto. Vabbè, poi se si parla di musica, io ora sono molto tranquillo, mi ascolto tanto prima ero su cercare musica nuova, alternativa, sperimentare, ora io sono su tanto folk, tipo io mi ascolto roba tranquilla, molto folk, molto classic rock, tipo una band newyorkese o comunque dello stato di New York che si chiama Gaslight Anthem, sono tra i miei preferiti, non so se conosci. No. Loro li ascolterei. Poi il cantante è diventato un cantautore bravissimo, secondo me, proprio stile, loro sono di scuola del boss, appunto. Per il boss sai che intendo, appunto. Il Bruce nazionale. Springsteen, sì, cioè roba buona. Vediamo ragazzi, qua quasi si sale di livello. Maestro, diciamo. Lucio Dalla, se citi Lucio Dalla, io devo citare
non il classico che si dice sempre Dalla, poi si dice De Gregori, eccetera, eccetera. Puccini. Io il mio preferito, e non è merito mio, è merito di mio padre, che lo ascoltavo ovviamente a manetta, è Ivano Fossati. Ah, vabbè. Dietro, cioè io metto Ivano Fossati davanti a tutti per timbrica, per musicalità, per tutto, per autore. Dietro di lui poi metto subito dopo Paolo Conte e Dalla pari merito. Un Battiato, una cosa un po' più strana. Sì, adoro Battiato. Battiato ha saputo anche rendersi più moderno prima di altri. Mi è piaciuto molto. Ma qua abbiamo raggiunto il top, penso, in Italia. Io purtroppo ascolto poca musica italiana, ormai sono molto, ma da anni ormai sono sempre stato più su musica straniera, anche sbagliando. E tra i miei, vabbè, io da ragazzino, te l'ho detto, ascoltavo molto Blink 182, Green Day, poi roba più alternativa tipo NoFX. E i Green Day me ne ascoltavo pure, NoFX, Lagwagon, Pennywise, tutto il punk californiano di qualche anno fa, diciamo degli anni 90, primi anni 2000, e poi sono passato più a roba tranquilla, tipo appunto ora me lo vedi, oggi non so perché io sto avendo brain fart, appunto, lapsus tutto il giorno, non so se rende l'idea. Capitano i giorni così, lo sai. Io ieri sarei un po' annoiato, un po' depresso, anche perché purtroppo, diciamo la verità, che avrei preferito spendere il Natale con la mia famiglia, appunto, sinceramente. È chiarissimo, ovviamente, sono con te. Tu conosci, per esempio, Starel ci dice, in America hai mai ascoltato Post Malone? I testi sono tanta roba e non è tanto rap, ma Pop Smoke, che è questo nuovo genere musicale che chiamano in questa maniera. Ti dico, amico mio, che ho sottovalutato il fenomeno Post Malone, che in realtà è impossibile da sottovalutare, perché è uno dei più famosi, più ricchi artisti nella scena attuale. Però farò un approfondimento, perché quando ne ho parlato con altre persone che, insomma, non musicisti, ma semplicemente amanti della musica, ho detto, ma come, non conosci? Impossibile che non lo conosci. Ed è, secondo me, anche lui sottovalutato dal fatto che sia molto popolare, ma in fondo credo che ci sia del talento e vanno approfonditi. Poi per quanto riguarda i testi, Gabe, non so tu, ma io ho sempre... A me non piace Post Malone, perché mi sembra la classica commercialata di uno che veramente è un musicista che sa suonare, perché Post Malone è uno che sa allora suonare, ne sai più di me. però lui, tra l'altro, viene dalla scuola grunge, quindi è uno che viene dalla scuola Pearl Jam, Nirvana, però poi pur di vendere si è venuto un po' alla scena pop. A me personalmente bene, se vendi mi fa piacere, anche io se facessi il musicista vorrei vendere, vorrei camparci in musica, però abbandonare proprio il genere così per fare un genere molto, molto etereo, secondo me, che oggi c'è, è bellino, ma domani non te lo ricordi più, perché non è un genere leggendario, comunque che rivoluzionario, che apre le porte a qualcosa di nuovo, appunto. Vedi, io sono ignorante, Raffaele. Ora io non lo conosco, non sapevo nemmeno che purtroppo non siamo, non ero preparato sotto questo punto di vista, ma devo fare un approfondimento, perché da quando mi sono trasferito in America ho rivalutato tanto l'hip hop e il rap in generale. Ecco, io sono cresciuto anche con quello, però quello vecchio stile tipo Tupac, NWA, Ice Cube all'epoca, i Public Enemy, Beastie però Boys. io li escludevo a priori, perché per me era un beat fisso, sempre uguale. Ma lì è il testo che fa la differenza. Esattamente, non capendo le parole e non potendo apprezzare anche la difficoltà dell'andare anche veloci o comunque in maniera ritmica, dice vabbè, ma non mi hai dato nessuna emozione, perché invece da quando mi sono trasferito qua e da quando abbiamo cominciato a fare soprattutto la live band karaoke, che era uno spettacolo che avevamo con la mia band, lì quando tu suoni, no? Suoni un pezzo hip hop e sale qualcuno a cantarlo, qualcuno dal pubblico, quindi è karaoke a tutti gli effetti, però con la band live, la gente impazzisce. È la cosa più bella che ci possa essere, quando qualcuno c'ha il ritmo per avere l'hip hop nel sangue. Io purtroppo sono molto integralista su quello, c'è certe cose, a parte che non suono più, è una vita, però se mi chiedessero di suonare no, tipo una volta ci chiesero di suonare roba di Avril Lavigne, che ora tra l'altro l'ho anche rivalutata, però all'epoca
noi rifiutammo, nonostante avessimo una voce femminile, perché noi facevamo anche i Paramore, tra virgolette, Paramore, che ci piacciono, rock alternativo. A Poi, me piace, però in realtà forse ora avremmo fatto anche roba di Avril Lavigne, perché alla fine c'è anche di peggio, sinceramente. Almeno lei una chitarra elettrica ce l'aveva e sapeva suonare. Sì. Però io ora sono molto su roba tranquilla, ora mi è passato il brain fart, il lapsus, e io ascolto molto Mumford & Sons. Mi piacciono da morire Mumford & Sons. Quella è la mia musica, e metti ora in macchina e guido Mumford & Sons, Gaslight Anthem, il Boss, Bruce Springsteen, roba molto molto tranquilla, che però con dei testi anche interessanti, sinceramente. Mi fa ridere che il Nightbot dice parliamo di calcio, niente attacchi personali, ma stiamo parlando di musica. È difficile. Rap italiano vero: Gue, Marrakesh, Luché, Nto. Allora, Luché e Nto non so chi siano, Marrakesh no, per carità. Gue prima, quando era nei cose, nei club Dogo, li ho anche conosciuti, simpatici, però Gue da solo mi dice poco. Rap italiano vero: Colle del Fomento, assalti frontali, roba da centri sociali. Neffa i messaggeri della dopa. Corveleno. Dai, vabbè, allora mo devo fare un attimo un richiamino, visto che siamo entrati in questa fase, a Frankie High Energy. Esatto. A Caparezza. No, scusami, no. Mi fa impazzire. Mi fa impazzire Caparezza e chi altro? Vabbè, mi fermo lì. E lo Zulu era un grandissimo io sottotono, se devo ritornare un po' ai vecchi, no, fibra no, purtroppo no, la fibra ce l'ho come internet, quello. Io sto appunto con Colle del Fomento, appunto, assalti frontali, rap anche della scena romana, Corveleno, vabbè, i primi club Dogo, quando stavamo nei centri sociali. Chi ha citato Nico Sang? Clementino anche pure era bravo. Il problema è che poi iniziano a ostentare come fossero rapper americani. La vita da strada italiana non c'entra nulla come la vita da strada in America, che vanno a vendere il crack perché non riescono a pagarsi l'operazione di canto della madre. Cioè, ragazzi, cioè, si può essere poveri quanto vuoi in Italia, ma all'ospedale ti ammettono senza avere una carta di credito. In America no. Cioè, non c'è, poi soprattutto tutta la lotta di classe e di razza che c'è dietro il rap americano. Lasciamo perdere. Il rap italiano sono delle, posso dire sono delle vabbè, l'abbiamo capito, non ti preoccupare. Cioè, parliamoci chiaro. Poi c'è anche quelli bravi, il Clementino, appunto per portare un po' l'orgoglio meridionale, che ha iniziato il rap, ma ce ne sono tanti bravi. Però se a me viene a dire Marrakesh, io ti dico, per carità, ci sarà anche qualcosa di buono, però personalmente non mi dice niente. Visto che mi hai citato Clementino, quindi torniamo in Napoli, no? Sì. Mentre Nino Bertucci ci sta provando spudoratamente, mi sembra evidente dal messaggio, sovraimpressione, va bene, a me piace. Ma Nino, ragazzi, te lo sai, ma Nino è un poeta, ha scritto delle poesie per l'Agobato tempo fa. Però vedi, ragazzi, adesso non so se le due cose sono no, ma ragazzi, Nino è un poeta per tutte, cioè un romantico, Nino è il vero romantico qua, cioè, ti ricordi anche le band e cantanti, appunto Nino D'Angelo, Mango, cioè lui proprio cantanti a tema romanticismo, cioè ne sa Nino, è uno. È Piotta, ragazzi, sì. Giusto. Sì. Mamma mia. E poi c'era una band. Prima di diventare indie, Coez faceva del bel rap. Sì, assolutamente. E nell'underground c'era una band sarda che faceva rap sardo misto a spagnolo, una roba stranissima, si chiamavano... mi sa che li conosco. I Sarazza. Sì, vennero anche a suonare ai centri sociali da noi, al CPP. Impazzisco, comprai perché non lo chiamavano chiamare CCCP, quindi l'hanno chiamato in un altro modo, appunto. Comprai il disco, fu una vacanza in Sardegna, conoscemmo degli amici sardi, ci fecero ascoltare sta cosa a me e il mio amico, tra l'altro che saluto, si chiama anche lui Valerio, diventammo fan istantanei dei Sarazza, ci compravamo i dischi e le ascoltavamo sempre, vita natural durante. Che cosa incredibile.
Raga, parliamo dei Green Day o dei Muse? Con i Muse ci sono cresciuto, mamma mia, troppi ricordi. I Muse, tecnicamente bravi, molto molto bravi, superiori ai Green Day sicuramente a livello tecnico, però non erano il mio genere, bravissimi, però non erano il mio genere personalmente. Mi piacevano i loro show con le luci, le stroboscopiche, i laser, quelli bellissimi, però il mio genere era più andare, ritmo anche 2/4 punk e pogare e dare delle gomitate a chi c'era intorno, appunto. Quello era un po' il tema dei concerti quando ero giovine, appunto. Osvaldo è anche un ex Fiorentina, giusto? Sì, è diventato anche musicista. Mi racconta Fabio, è diventato un grande undergrounder. Suona. Ne sai nulla? Sì, suona in una band. Lui ha lasciato. A lui il calcio non è mai piaciuto. In un'intervista disse che Se ne fregava proprio. l'ha utilizzato per fare i soldi, per campare la famiglia e tutto. Però lui vorrebbe suonare, è proprio un alternativone. Lui, Che diciamo. genialata, se ci pensi. È una cosa Perché d'altronde aveva il talento per giocare, però lui del calcio non gliene fregava proprio niente. Poi lui bellissimo, cioè anche come potenziale, insomma, artista, anche modello, no? Sembra un po' un Johnny Depp, se lo guardi con quegli occhiali, appunto. Bravo. Vi piace Supercafone? Assolutamente, è partito. È leggenda, è partito subito il coso. Da Gigione al rap è un attimo, in effetti stiamo entrando. Gigione, secondo me, lui potrebbe fare anche dei featuring con artisti rap, ce lo vedo proprio come Gigi One. Ti dicono, vedi, mi sento di correggere Gabe, i Muse a livello tecnico niente di esagerato, erano i suoni che erano spettacolari. Sì, è vero, magari però rispetto ai Green Day che facevano power chord a randa e pochi diciamo solo i pochi arpeggi, i Muse quelli li facevano più spesso, però è vero, i suoni spettacolari, ha ragione Leviathan o Leviathan Artemius Blow o Leviathan, non so. Alberto per gli amici bellini. Alberto per gli amici bellini. Ciao Vale, tanti auguri. Daniele Calabrese, grazie amico mio. Quindi c'è gente nuova nell'universo che si sta collegando. Noi abbiamo abbandonato momentaneamente il calcio per parlare. Dove la chat è responsive, is responsive, si direbbe. Absolutely responsive and ready. They're quick. Gisione e Muse nello stesso discorso fa strano. È vero. Ah, qua ci citano George Michael. Nino è un romantico, è uno degli ultimi dei romantici. Da Gigione Springsteen è un attimo. Gigione, ragazzi, è lo Springsteen italiano, diciamo, dai. Qua si passa al blues. Che ne pensate di Joe Bonamassa? Non lo conosco. Io sì, tantissima roba. Il blues, ho dei momenti conflittuali col blues, ogni tanto per esempio non mi piace ascoltarlo, però mi piace tanto suonarlo. È difficile da spiegare, cioè non mi metto lì ad ascoltare blues, che è una cosa che dà soddisfazione e piacere a tanta gente, ma a suonare ci godo, mi metto là ed entro in una fase parallela. Io purtroppo non sono mai stato bravo a suonare a soli, ero più un chitarrista ritmico, per questo facevo punk, non perché ci piacesse solo il punk, ma perché eravamo scarsi. È una scorciatoia fare punk alle volte. Lo sapete che il buon Gazza Mendieta è diventato DJ nelle discoteche a Middlesbrough dell'Inghilterra nord-orientale? Ecco, te dei DJ cosa ne pensi? Guarda, ci sono dei DJ che veramente si fanno il culo così, che programmano, che fanno le cose dal vivo. Ma sono musicisti, non sono più DJ, secondo me. Tipo tutta la French Touch, Sébastien Tellier, appunto come si chiamano quelli che vanno a giro con le maschere, quelli francesi, i Daft Punk. Loro sono DJ, ma sono musicisti. Ma sono produttori di musica, cioè produttori e musicisti. Cioè il DJ, quando io sento un DJ che va a mettere le canzoni degli altri, dice stasera suono, è come quello che va su YouPorn e dice stasera scopo. No, ma ci sta. Dai, scusami, io stasera sono volgare, ti chiedo scusa. Non ti preoccupare, me l'accendo in diretta, anzi metto, visto che tu hai detto una cosa così, metto la pesca, così non si vede. Ma ne abbiamo date 3 l'altro giorno, appunto. Quindi. Esatto, le 3 pesche.
No, a parte tutto, ti chiedo scusa per il linguaggio scurrile. Non ti preoccupare, Gabe, siamo tra di noi, non stiamo offendendo nessuno, si chiama linguaggio colorito ed è assolutamente accettabile. Che volevo dire? Stiamo facendo il focus sui DJ. Sui DJ. C'è chi scarica un paio di MP3 con il software che li mette in sincro in automatico e fa così. Sì. Quello purtroppo, chiamalo DJ, chiamalo come vuoi. Bob Sinclair e quella gente lì, io quando li vedo fogati ma non fanno una bella sega, sono lì che fanno finta di fare, ma si vede che, cioè, se te forse guardi i cavi, secondo me non ci sono nemmeno attaccati i cavi, sono tutto dalle casse dietro. Esatto. Poi ce ne sono altri. Ho anche un amico che si è capito, ha comprato i dischi veri, le macchine analogiche, e lì vederli switchare tra un disco e l'altro, mantenere il tempo, fare delle evoluzioni, lì sì, lì veramente stai suonando coi dischi, e accetto e apprezzo, e ci sta tutto uno studio quando non c'è uno studio dietro diventa facile, troppo facile. Tipo i Chemical Brothers, i Daft Punk, tutto il, diciamo, la French Touch, i DJ belga, oppure mi viene in mente gli Swedish House Mafia, loro suonano veramente, loro sono musicisti, secondo me. Sì. Però il DJ che va a mettere le basi degli altri e dice stasera io suono, cioè ragazzi, veramente, l'ho già detto, è come se io andassi su YouPorn e dicessi appunto Vedi, ci dice Gabriele, per quanto riguarda il DJ, così come i produttori, credo che il tutto si distacchi abbastanza dalla musica per avvicinarsi alla tecnologia. Sì, è vero anche quello. Il vado a suonare dei DJ mi sa che deriva dall'inglese play, che fa partire la traccia e basta. Bravo Walter. Che Walter molto sottile. Oltretutto play, che in inglese significa sia suonare che giocare. No, che ti fa capire. Esatto. Io questa battuta che ti ho detto, appunto, che un DJ che dice stasera suono è come uno che va su YouPorn e dice stasera scopo, l'ho presa dal cantante dei Black Flag, che lui è un punk vero, che ora fa anche spettacoli di stand-up comedy e fa queste battute qui, capito? Mi citano Alex Chubb, arrivo ora e visto che parlate di musica e Valerio sei un bassista, che ne pensi del fu John Entwistle? Mitico, uno di quelli che ha aiutato a cambiare la natura proprio dello strumento, del modo in cui si approcciava lo strumento del basso, veramente. Chi è il tuo bassista preferito, se posso chiederti? Assolutamente che puoi chiederlo. Il mio preferito era John Paul Jones delle Zeppelin, seguito a ruota da Geezer Butler dei Black Sabbath. Mi avvicino, distinto, il mio stile si avvicinava più a quello di Geezer Butler, un po' più sporco quando suono rock, però John Paul Jones suonava tutto e teneva delle linee di basso uniche. Vabbè, con le Zeppelin è come dire, cioè, preferisci il Napoli o qualsiasi altra squadra? E io rispondo il Napoli. È come quando io parlo di chitarra e mi chiedono: ma secondo te è meglio Santana o Jimi Hendrix? E io dico sempre Carlos Santana, perché Carlos Santana si arrangiava, scriveva tutto lui. Jimi Hendrix era un grande chitarrista, un grande interprete, ma canzoni sue non se le ha quasi mai scritte, tutte canzoni scritte da compositori e poi lui le suonava, appunto. Hendrix la pensiamo diversamente. Vabbè ragazzi, però è vero che Jimi Hendrix non ha mai vabbè, lui utilizzava degli standard blues, li riarrangiava molto spesso. Io sono un Carlos Santaniano, diciamo, ecco, anche perché secondo me a Woodstock un giovane Santana quasi ammutolì lui, però poi vabbè, grande anche Jimi Hendrix, tanto il mio chitarrista preferito non è nessuno dei loro due, io sono per uno molto più recente, diciamo. Dillo. Vabbè, allora, se devo dire, Jimmy Page delle Zeppelin forse sarebbe il mio vero preferito, ecco, perché Jimmy Page era uno che non leggeva nemmeno la musica, era tutto a orecchio, non era uno che leggeva gli spartiti. Questa è gente che ha inventato la musica senza saperla leggere. Led Zeppelin, Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles, gli stessi Beatles non erano musicisti che andavano al conservatorio, era gente che lo faceva per passione e molte volte con l'orecchio, avevano la maggior parte di questi l'orecchio assoluto, secondo me.
mentre tu dici a loro se hai un pezzo preferito delle Zeppelin, devo prendere il basso. Forse Perché Kashmir a questo punto lo devo fare. non vorrei essere scontato, però vabbè, io Starway to Heaven è stata una delle prime canzoni che ho mai ascoltato da mio padre ed è una delle mie preferite. Però Kashmir ce n'è tante, sinceramente. Come si fa? Come si fa? Aspetta. Allora, tu hai detto Kashmir? Kashmir è una genialata senza precedenti. Mamma mia. Qua qualcuno mi dice, ma anche Jimi Hendrix e Slash non leggevano la musica. Sì, ma io mi ho detto sono scarsi. Jimi Hendrix non se la scriveva, però questi si scrivevano le canzoni senza saper leggere la musica, cioè altri livelli, secondo me. Anche se in realtà Santana, lui invece era di impostazione di scuola, si vedeva che lui leggeva... Santana per me è stato geniale agli inizi, poi dopo si è un po' commercializzato. e sì, si è anche un po' adagiato sugli allori, nel senso che sapeva fare quelle cose sue e non si è voluto evolvere. Il pezzo preferito delle Zeppelin è questo qua. Qual è? Chiedo alla chat, perché già così dovreste averlo riconosciuto. Solo col basso non lo capisco io, per esempio. So, it's... devo accordare, che cos'è qua? Basso a 6 corde? Yeah. No, è uno Spector. No. Nice. Comunque, Good Times, Bad Times, il primo pezzo del primo album dove loro si presentano, escono dal fuoco, ragazzi. È incredibile quello che riescono a fare nel primo. Sono giovanissimi, tengono manco 20 anni per uno e distruggono la storia del rock con un pezzo. E brillano tutti. C'è un pezzo dove every instrument shines nelle loro specifiche. E poi c'è anche lui. Che sarebbe Ramble On. Io li devo sempre fare un pochino più lenti, se no l'algoritmo mi riconosce. Tra l'altro Jimmy Page, una delle influenze di Slash. Bellissimo. Maria di Santana, il ritmo sotto da brividi, assolutamente sì. Quella già è già una fase avanzata, più moderna, però è bellissimo quel pezzo. Facci la campagnola, ma la campagnola, ragazzi, come tutti i pezzi di Gigione, fa così. È vero. Cioè, tutti i pezzi di Gigione sono così e tu poi ci sono la campagnola e va avanti così. Ha fatto com'è? Ha fatto amore con che lì cosa fuori, come bella campagnola, va in campagna a lavorare. Ha fatto amore con che lì cosa va in campagna a lavorare. Però insomma, passando da Black Magic Woman alla il mio chitarrista preferito sono Jimmy Page e Jeff Buckley. Jeff Buckley, no Jeff Beck. No, Jeff Buckley. Jeff Buckley, bel nome proprio, bell'artista. Cantautore, ma anche lui ha suonato un po' di tutti i generi, cioè lui è partito da giovane con l'heavy metal e poi ha fatto il cantatore, ha riarrangiato Alleluia di Leonard Cohen, che è quella che oggi, che è quella che poi in realtà sentiamo tutti oggi noi, che è un capolavoro secondo me. Mamma mia. Che è anche quella che poi ha cantato Elisa qualche anno fa in Italia, quella è l'Alleluia riarrangiata da, mamma mia, che genio. Purtroppo anche lui morto precocemente come tante rockstar. Vero, no, quella è da brividi. Sai come è morto? Lui è morto a New York perché dopo un concerto era ubriaco fradicio, l'hanno messo in macchina, la macchina non aveva il freno a mano ed è caduta nel fiume Hudson. E in infatti inverno. La cosa del fiume resta una di quelle morti inaccettabili
che la storia del rock è costellata, di cui la storia del rock suoni qualcosa di Jeff Buckley, sai fare qualcosa, no. Sono quelle cose che devi tenere sotto mano, che non puoi improvvisare, altrimenti si diventa un macello. Che artista però, Baby Fox, che stiamo combinando su questo canale? Mi sono assentato per 40 minuti e dal calcio finiamo la non ha sentito lui che io conosco Cigione, c'ho Donatello, Tony Tammaro, Carmelo Zappullo e tutto il neomelodico, forse diciamo, no, alternativo. Io sono stato anche a un concerto, Beppi, di Cigione e Gio Donatello. Qualcuno mi ha scritto questo pezzo qua che c'ha l'inizio col giro di basso, ma non mi ricordo, però dovrebbe fare così. E poi entra la chitarra. Bellissimo. Comunque, se non hai visto, a parte ora che siamo tornati a Gigione, il pezzo TikTok, che come dice TikTok, come fa morire, sono lui, Gio Donatello e anche altre due belle ragazze che fanno specie questo video, ed è girato tutto come se fosse un TikTok, capito? Lo devo vedere assolutamente. Ma roba da pazzi. Tony Tammaro, facevo vedere una foto e Tony Tammaro l'anno scorso ha fatto diciamo un tour con il buon Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri, e Valerio non ci credeva, invece ho mostrato le prove. Mi hanno scritto Sweet Child of Mine, che è uno dei pezzi insomma storici, e non riesco in questo momento, ragazzi, è grave, cioè se io non ricordo l'inizio di Sweet Child of Mine è veramente grave, vuol dire che è troppo tempo che non faccio una serata, perché era ta ta pa 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 pa. Non me lo ricordo, cioè in sol. Alberto, aiutami. C'è il mio amico William in chat, che è un follower di Catto, di Asso, mio e poi tuo, cioè tu e poi mio, appunto, perché io sono da meno di tutti voi. E lui è un metallaro, ci chiede se suoni qualcosa fuori dal mainstream. Io? Sì, su William 2, lui è un grande appunto un iscritto mio di Catto, di qualche pezzo fuori dal mainstream. È difficile adesso entrare in una capata. Il metal alternativo tipo i Pantera sono già parecchio mainstream. Mi sono ricordato Sweet Child of Mine. Mi sono ricordato Sweet Child of Mine. Ragazzi, Nino Bertucci continua con le sue romantiche, tanta voglia di lei dei Pooh, è una però l'ho fatto in un'altra tonalità, non fa niente perché non cambia nulla. Più che altro è anche per, come hai detto te, che poi ti chiudono il canale. Sì, con Sweet Child of Mine per esempio feci il video dell'inizio della canzone, me lo bloccarono istantaneamente su Instagram e su Facebook. A proposito di Giardino molto troppo presto, Randy Rhoads. Sì. Forever and Ever, e su Randy Rhoads parto è pronto proprio. Questo in realtà non è più la cosa della scaramanzia. William scrive che ne so, un pezzo dei Paradise Lost, una roba semplice. Io non so manco io sono i Paradise Lost. No, io li so, ma non c'ho niente sotto mano, amico mio, sono costernato. Mancano 30 like, ragazzi, like per una live assolutamente inedita, improvvisa, incredibile, non programmata, perché su questo canale se si vuole tornare al calcio si potrebbe parlare un po' di mercato, visto che ci avviciniamo al calciomercato. Si potrebbe, guarda, siamo pronti. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, con la cosa di sotto, cosa faresti addirittura nel mercato? Come hai fatto a mettere quella? Con StreamYard o con OBS? StreamYard, lo puoi fare tranquillamente. Gratuito? Sì. Sotto ai commenti, la casella dei commenti c'è scritto banners. Ok, perfetto. Prima di brand e banners, puoi organizzarti queste qua prima che vai in live e poi te le richiami, le chiudi, le fai. Io tenevo queste, le avversarie del Napoli, mi ero chiamato l'ultima giornata, questa era la penultima. Ah, bello, se mi lasci l'ultima giornata godo. No, questa è la penultima, mi sa. Cosa faresti nel mercato di riparazione? Gabe,
Per la Fiorentina è un regista, perché Borca Valero non le può fare tutte, comunque è un po' lento e macchinoso, essendo anche puntoso. Un Torreira, o se proprio non c'è un regista, un Nainggolan o un De Paul per la Fiorentina. Però se venissero, perché non è detto. È una punta magari esperta da affiancare al buon Vlahovic se vanno via Cutrone e Kwame, come sembra. Ma Milik ti convince? Perché secondo me Milik in una squadra come la Fiorentina, a me Milik, io vorrei Caicedo come attaccante esperto da affiancare a Vlahovic, anche perché il Panteron è forte, non è più giovanissimo ma è sempre forte. Caicedo comunque ha dimostrato che quando lo chiama in causa, cioè la zampata... vogliono far giocare Murici, ma ragazzi, mamma mia, ha sbagliato l'impossibile l'altra volta contro il Milan. Sì. Io venderei Lotito, sarebbe una cessione importante per la Lazio, ci dice Ernesto. Povero Claudio Ernesto. È Natale, regaliamo Fabian, ci dice Bepi, giustamente. Un saluto a Joe, grazie sempre per esserci, amico mio, preziosissimo come sempre, ti voglio un sacco di bene. Buonanotte. Vale, ma Zinchenko, Manchester City... Non lo conosco. In realtà se ne è parlato per il Napoli anche prima che il Manchester City lo comprasse. Ora non so se sta giocando nel Manchester City. Credo che il buon Fabio ed altri mi possono aggiornare sotto questo punto di vista. Non so, Pablox, se è sul mercato, se il Napoli lo sta ancora inseguendo. Dobbiamo valutare. Ma io credo non si farà niente, sulla tre quarti. No, sulla tre quarti sicuramente no. Senti, ma io ho sentito dire che il presidente non sarebbe contento dei risultati e starebbe ripensando a un nuovo allenatore invece di Gattuso, ma è verità o è fantamercato, diciamo è roba inventata? Perché lo scrivono i giornali, c'è scritto anche su Facebook, sui social, quindi non lo so, appunto. Io ci credo poco, Gabe, perché con un allenatore che ha vinto comunque il girone di Europa League ed è potenzialmente, perché dobbiamo recuperare con la Juve, potenzialmente potremmo stare sopra la Roma, terzi in classifica. Quindi ti lasci Roma e Juve dietro, potenzialmente. Se invece ci va male, stiamo lì con la Juve, eccetera, eccetera. Mi risulterebbe strano che De Laurentiis faccia una cosa del genere. Però sei un po' pazzo, Aurelio, a volte. Sì, però con gli allenatori lui tende a confermarli, perché poi sa che se cambia arrivano nuove richieste di nuovi giocatori. Quando lui ha preso Gattuso ha dovuto comprare Demme Lobotka subito, ha dovuto comprare Politano, e lo sai che lui non ama queste cose qua, perché poi dopo se cambi di nuovo i giocatori non sono adatti. Quindi io credo che sia una bufala. Oltretutto con un Gattuso con questi problemi di salute sarebbe anche una brutta pagina. L'unica cosa sarebbe che Gattuso è lui che molla perché fisicamente non ce la fa. Ma io ho letto che questa mia astenia rompe le scatole, ma non dovrebbe essere niente di troppo serio, ecco, cioè va e viene, perché è una cosa, diciamo in flares, come si dice, perché è una malattia autoimmune, quindi va e viene, capito? Assolutamente sì, dice però che può lui... peggiorare con l'età, può peggiorare. Sì, ma lui l'ha detto, insomma, ha cercato di sdrammatizzare, ha detto io ho letto che mi davano per morto, no, mi sta passando e va ragazzi, bene. la mia astenia non è mortale, però porta a un abbassamento delle difese immunitarie, a indebolimento, perché è vero che gli prende l'occhio, ma poi c'è tutto un indebolimento a livello di organismo, sinceramente. Ciao bello, ciao Caffè Napoli, ciao Viola, ciao Simone Faraone. Grande Simone. Grandissimo. Te chi prenderesti per il Napoli, però? Cosa vorresti fare? È un terzino che possa... Sarebbe ideale un terzino che possa fare entrambe le fasce. Mario Fui no, non ti piace? Mario Fui fa quello che può. Mario Fui Yusai è bravo comunque, se torna, non è male Yusai. Ma lo stesso Yusai, Gabe, è molto limitato tecnicamente, cioè sono due giocatori che la partita se la giocano, non si tireranno mai indietro. Certo. Cosa che invece cosa di cui accusiamo altri giocatori. Non si tireranno indietro, però Mario Rui a volte troppo nervoso, a volte fa la scelta sbagliata.
va bene. No, ma a me Mario Rui non piace come giocatore, devo dire la verità. È così, hanno dei limiti che mano a mano che cresce il livello della squadra intorno a loro si vedono sempre di più. Questo è il problema. È anche un giocatore che ci è piaciuto tanto al suo esordio come Di Lorenzo, adesso sta pagando la mancanza di riposo. Gioca solo lui, poveraccio, però, Esatto, ragazzi. esatto. A me Di Lorenzo non dispiace. Quindi io sinceramente aspetterei questa vacanza, questa mini vacanza, questa pausa, e al ritorno rifare dei giudizi dopo che li abbiamo visti un attimo riposati e ripresi dopo che hanno staccato la spina, perché potrebbero anche bastare loro. Poi abbiamo un esubero che è Malqui, che gioca poco, e Gulam che non si capisce se può recuperare. Io non ricordavo nemmeno che Malqui era al Napoli, figurati. Pensa. L'ultima volta è entrato al posto di Lozano quando Lozano si è infortunato, ha giocato prima alto a destra, poi è stato... Ha giocato benino? No. Ha preso 3-4 palloni, poi alla fine un'imbucata per Petagna la fa pure, però si vede che gli manca lo spazio tra il pallone e il campo, non ha più l'abitudine. Da che squadra veniva questo Ma credo dalla Francia stesso, non mi ricordo. Comunque non fu nemmeno pagato tanto. È un po', diciamo, è un come è quello che avevamo noi l'anno scorso al posto di Biraghi, lo vedi oggi D'Ambert, no, è un D'Alberto un pochino meno scarso magari, ecco. Beh, può essere. O forse più scarso perché non ha giocato tanto quanto D'Alberto, magari lo metti e gioca tanto quanto D'Alberto e poi fa schifo pure lui, appunto. Ma qui un disastro. Ho visto che il sostituto di Lorenzo è Naruto. Magari, come corre Naruto, ragazzi. Io sono un grande appassionato di Naruto, quindi... Comunque dove sta? Ninja di Cigliano. Comunque io se vedevo rinforzare la squadra prenderei un terzino destro e sinistro, uno tipo Tagliafico e anche Spinazzola non mi dispiace. Anche una centrocampo tipo Veretù o De Paul. Hai fatto 4 nomi di ottimo livello, Ninja. Per me, tra Tagliafico e Spinazzola, io mi prendo Spinazzola. Chi è Tagliafico? Lo vedi io, ragazzi, sono... Tagliafico è il terzino sinistro dell'Ajax. Figurati, non seguo tanto il calcio olandese. Che ecco, però sta sempre all'Ajax, cioè non è arrivato mai a quel livello che una squadra importante fa l'investimento così, perché l'Ajax non vende a poco, vende a quello che deve vendere. Tanto dovrebbe essere d'origine italiana questo Tagliafico dal nome, diciamo. L'origine probabilmente è così, lui è argentino. Sì, allora sì. Però sinceramente è un Mario Rui. È un Mario Rui che gioca all'Ajax per quanto mi riguarda. Non fai un salto in avanti esagerato. Forse io sono contentissimo invece del mio Biraghi. Biraghi è uno di quelli che sta giocando meglio quest'anno a Firenze. È migliorato molto dopo la sua esperienza all'Inter. Sono molto, molto contento di quello. Francesco, il buon Asso era con la famiglia oggi, un giorno di pausa, lo merita anche lui. Confermato dall'ottimo Gabe, ieri anche ha fatto la live. Poi io sono sulla chat sua, quella di Telegram, quindi magari c'è, non lo so, appunto. Io magari glielo posso mandare un messaggino, però non garantisco, ragazzi. Vediamo un pochino, perché comunque è un valore aggiunto. Grande assone, ragazzi. Allora, vediamo un pochino. Se ti va un saluto, sono live, ma so che magari sei in famiglia. La butto lì così perché anche per farvi capire la trasparenza nelle live, la trasparenza assoluta. Sera Valerio e Gabe, tanti auguri, c'è stata l'ennesima esplosione a Nashville. What kind of explosion? Non ho letto nulla. Oppure una sparatoria, vuol dire, visto che ogni tre minuti negli Stati Uniti scoppia una sparatoria. Può darsi, non so di cosa a cosa ti riferisci. Nashville bomb, è uscito Nashville explosions appear intentional, RV played warning message of bomb, the New York Times 28 minutes ago. What the... Scusatemi.
Ok, quindi humans remain found near. Ok, ci sono dei resti umani trovati vicino al luogo dell'esplosione a Nashville Christmas Day. Mamma mia, un attentato, oddio. Non sapevo niente, ragazzi, non avevo proprio idea. Vabbè, giustamente se tu sei Io spero live... perché non sia una cosa di queste delle elezioni, che ci sono i trampiani e quegli altri sono pronti per un clash, visto? Sì, Deve c'era essere un po'. questa paura. È Lo esploso in sai, auto. se ci abiti, gli americani sono un po' pazzi, cioè questi hanno armi come noi abbiamo le macchine fotografiche, ecco, diciamo. Sì. No, esplosione, un morto, 3 feriti. Porca Non lo puttana. so, vediamo un pochino se ci sono aggiornamenti in merito. Io ovviamente ero live, televisione spenta, non ho proprio Ecco, idea. io stavo Caffè Napoli, guardando cosa ne pensate del Milan per il mercato di gennaio? Come può lottare per un minimo sogno chiamato scudetto? Ditemi un solo acquisto. un vice Ibra, buono, un Milik forse andrebbe bene. Anche un Milik potrebbe andare bene se Milik accetta la panchina di Ibra, Però ci visto vuole anche un difensore centrale, perché Kier e Romagnoli non le fanno mai tutte quest'anno, quindi ci vuole anche un difensore centrale. loro stanno sopperendo con questo Kalulu, però lui nasce terzino, quindi si sta un po' adattando nella zona. Hanno Gabbia, sì, probabilmente con un difensore in più sarebbero più coperti. Un vice Ibra credo sia necessario perché Leao può farlo, però è più devastante quando si allarga, credo. Leao ha le caratteristiche anche fisiche di Osimhen, quindi lo può fare bene, però non è l'ideale secondo me. Un vice Ibra come può essere un Milik, come può essere un Giroud, uno di questi sai che conosci bene, lo stesso Llorente, lo dico così noi ci liberiamo di uno che in realtà Credo sia promesso alla Samp gli Oriente, per se caso. lui accetta sì, perché pare che Ranieri lo chiami tutti i giorni ma lui non è convintissimo di andare. Come ci sarebbe anche il grande Candreva, ragazzi. Candreva alla Samp. Candreva gioca alla Samp, sì. Dico, dici tu, si incontrano e fanno chi è più vecchio. Candreva gioca ancora benino, però quando vuole. Ci dicono Pezzegli al Milan. No, Pezzella della Fiorentina no, a gennaio non credo si muova nessuno, forse Milenkovic perché perché poi va in scadenza, però non credo sinceramente. Quindi Milenkovic che ha fatto? Ha rifiutato Ancora non si sa, non ci sono cose ufficiali. Dipende da come va la Fiorentina quest'anno. Se il commisso fa vedere che c'è un progetto che può puntare alle posizioni alte, bene, se no ha detto se ne va. Ha detto quello che le voci, perché lui in realtà non ha detto niente, è un professionista vero e non dice mai una parola fuori posto. Comunque, Gabe, io avevo provato a fare una cosa che però non mi è riuscita perché non parte l'audio. Faccio una cosa così. Vi siete dimenticati i like? Vi siete dimenticati? Come faccio? Aspetta, mi devo spostare. Mi siete dimenticati? Non mi riesco a spostare. Niente, il basso addosso. Lasciate il like! Vi siete dimenticati il like sotto al dito. Se state da computer... Saverio Solido? Esatto, è Saverio Solido che doveva intervenire. Volevo chiederti, ma perché Fluido? Non è il tuo cognome, vero? No, non lo è, no. Fluido è un nickname che mi sono dato da solo alle scuole medie, quando praticamente la mia prima passione, prima della musica, doveva essere fare il writer. Lo scrittore. Il graffitaro. Il graffitaro. Okay. All'epoca si diceva fare il writer e in capo a me volevo fare, era una moda proprio, era proprio il seguire la moda, c'era uno nella classe che era bravo e quindi tutti quanti appresso a lui. Mi beccarono subito, andai, questa la posso dire tranquillamente, andai, tu per fare le prime prove non puoi andare su un muro bello, devi andare su un muro così e fai spratichirti. Andai sotto lo stadio San Paolo, quella che si chiamava la Ragnatela, che era praticamente il parcheggio dello stadio San Paolo, e andavo là con un amico, una lettera alla volta, malissimo, e appena cacciai la bomboletta, un pochino così, cominciai il primo spray e si è sentito
non era nemmeno questo è più un rumore gli sbirri con la macchina, sai, in borghese, cioè una macchina senza i loghi e le cose, e loro in borghese che cercavano più che altro gli spacciatori, non cercavano a me. Però io con queste bobolette nel giubbino enorme, che c'hai là? Non c'ho niente, si vedeva questo giubbino enorme. Non c'ho niente, mi diedero uno scappellotto, vabbè vattene, e da allora ho capito questa non è la vita che fa per me, cioè non posso assolutamente. Il nome, il nickname, la tag Fluido mi rimase perché poi mi richiamo a quello che dici tu, scrivere, ma scrivere come perché mi piaceva fare i temi, mi piaceva l'italiano, eccetera, eccetera. Quindi avere una scrittura fluida era il mio goal, the ultimate goal. Dopodiché è arrivata la musica e il passaggio è stato immediato. Devo avere un musicista fluido. Devo essere un musicista fluido. Adattarmi, capito? Adattarmi alle situazioni, e più che la tecnica è l'adattamento, essere pronto a qualsiasi cosa. Ho fatto pure la sigla finale. Spacciatori di fluidi. La classica Fiat Punto in borghese. Vincenzo, credo proprio di sì. Credo proprio che fosse quella. Io la Ford Taurus qui in Nord America, è la classica Ford Taurus. Io ogni volta che vedo una Ford rallento, a prescindere. Io la guido, però una Focus è piccolina la mia, quindi non è quella della Pula. Loro hanno sempre quelle Taurus belle borchiate anche. William la tocca piano. William tocca un po' meno piano, dai. Io va bene, l'acronimo. Abbiamo bevuto troppo oggi. In realtà io non ho bevuto, però la camomilla mi sta dando. Ho fatto una camomilla, mi sta dando un po' lo sbadiglio. Ci sta, ci può stare. Scusa, ragazzi, ho fatto uno sbadiglione, roba paurosa, mamma mia. No, ma ci può stare. Un caffè ora più che di una camomilla, sinceramente. Caffeina. Qua stanno funzionando molto bene, penso fin troppo bene i radiator, come si chiama? Lo scaldino, no? Termosifoni. Esatto. Da lì il calcio fluido, giustamente. Quindi sì. Fabian Ruiz no. No, perché proprio no. Anche a me piaceva molto l'italiano. Meno male che sei bassista, fossi stato un chitarrista ti avrebbero chiesto 20 volte Nothing Else Matter, Madonna mia, e questo anche è vero. La posso anche fare. Smoke in the Water, perché... Ma proprio camomilla. È finita, è già qualcuno mi dice sì, la camomilla, e ho detto guarda, se camera camomilla sul serio, io non bevo alcol, William, sono un astemio. Mi chiamavano in Cyberpunk 2077 il mio hobby è prendere la questione con gli sbirri. Marat, che tra l'altro oltre a essere il mio ottimo mod, segue sulle altre piattaforme viola, twitchose, si può dire twitchose, dove fa gaming e porta la storia del cyberpunk. Vi consiglio, se siete sul Twitch, di andare a seguirlo, perché ci sarà da divertirsi. Io mi ricordo che picchiavo gli sbirri su GTA, su Grand Theft Auto. Io andavo sempre dallo sbirro con la mazza a baseball e lo pestavo, e poi dopo c'avevo tutte le 5 stelle, c'avevo tutte FBI, cioè tutti mi seguivano, e come sempre morivi perché ti seguiva, poi ti bombardavano con l'aereo dopo aver ammazzato un poliziotto. Troppo, esatto. Ragazzi, siamo a 13 like dai 200. No, siamo a 200. Come si dice? Sì. Meno 13 a 200. È meglio dirlo così. Per una live che non era programmata, e insomma è difficile, il 25 dicembre posso essere anche soddisfatto dei 200. Abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di tutto. Gabe ci ha onorato della sua presenza. Grazie, ma l'onore è mio, ragazzi. Tornando alla musica, il mio sogno è ballare con una fanciulla reality la canzone di Richard Sanderson del film Il tempo delle mele. Lo vedi come lui è sempre... Mamma mia, ragazzi, ma che romantico è Nino. È un altro livello proprio. Cioè, è incredibile. Non è pieno di donne, Nino. Può essere, e non gli basta mai.
perché non gli basta mai. Hector, secondo voi, visto il momento no della Juve, prossimamente a Napoli, Milan e Inter, ci credete che la lasciamo nei bassi fondi? Hector, non lo so, chiedo a Gabe e poi ti dico la mia. Dura con la Juve, è sempre la rosa più forte del campionato, secondo me, quindi è dura lasciarla nei bassi fondi, secondo me. Mi associo perché, ragazzi, nonostante la sconfitta, e Gabe, chiedo anche conforto a te su questo, non si sono arresi. Tre pesche, le pesche, queste qua, aspetta, dove stanno? Una pesca gigante che per tutte ti hanno dato l'impressione di arrendersi? No. No, sono stati attivi fino all'ultimo, secondo me. Esatto. Ora, quindi non facciamoci impressionare dai 3 gol che sono eclatanti presi dalla Fiorentina in un momento no di classifica. Certo. Ma ragazzi, ricordiamoci, hanno battuto il Barcellona 3-0 in casa loro. Cioè, al di là del Barcellona, che poi tutte le partite poi saranno diverse da qui alla fine, hanno gli specialisti, hanno i giocatori che te la risolvono, Pirlo sta capendo delle cose, sì, e quindi non sarà facile questa ecco, quello di Pirlo, quando funziona, è un calcio molto fluido, direi, quando riesce a mettere in campo la squadra come vuole lui, benché io non lo ritenga un allenatore ancora preparato, perché ha iniziato ora, non è un allenatore in primis, però quando riesce a fare quello che vuole, la squadra gioca molto fluidamente, molto fluida, diciamo. Sì, ci può stare. Gli avverbi vanno sempre bene. Vedi le pesche, i bistecconi. Tre cose sono meglio di Fabian. Valerio, sono a Smoke on the Water, immagino. No, ragazzi, dai, Smoke on the poi, Water. Alla chitarra sarebbe la classica. Ma il basso in realtà non deve fare, non fa così il basso, perché tu appena prendi il basso dici suoniamo Smoke on the Water e fai uguale alla chitarra. No, il basso è importantissimo che faccia così. Il basso fa il tempo, non la melodia. Il basso esattamente, rimane in sol mentre la chitarra va in si bemolle, in do. E quella è la grandezza dei Deep Purple, con un Roger Glover indistruttibile, proprio una roccia col plettro, anzi nemmeno con le dita, così proprio boom, boom, boom. Un bassista preso dalla chitarra, diciamo, perché sì, ma lui suonava anche la chitarra, però rispettava il ruolo del bassista in una maniera straordinaria. Roger Glover è un altro dei miei preferiti. Ritorna il mercato di gennaio, che però è difficile, ragazzi, è difficile da Paranoid. Mi tocchi nella musica, diceva Edoardo. Mi tocchi nella musica che ho scritto, ma in realtà la citazione, oppure Crazy Train. Crazy Train. E poi c'è il riff sotto di chitarra che però yeah. Però hai capito, il basso deve rispettare. È importante sempre le cose così. Paranoid invece è proprio bam, e lì loro inventarono un po' il punk e un po' l'heavy metal in una botta sola. Straordinario. Vale, sinceramente, dopo un decennio di dominio Juve in cui il Napoli provava a dar fastidio, adesso che tentenna rosicherei dovesse vincere qualcun altro lo scudetto. Daniele. Mi sa che allora purtroppo rosicheranno in tanti, perché una tra Milan e Inter secondo me vincano quest'anno. Guarda, noi sicuramente, la Roma altrettanto, perché anche la Roma ci è andata vicino un anno e ci siamo giocate così. Una delle due milanesi, se vincesse l'altra, immagina come rosica. Cioè l'Inter che fa quella spesa, Conte confermato, vince il Milan, rosicheranno al massimo possibile. Il Milan che praticamente
ci sta provando e si trova con Ibra a sognare di farcela, improvvisamente vince l'Inter che non ha più le coppe. Chiunque sia che non è la Juve farà rosicare tutte le altre. È difficile da... Aiuto. Aiuto. Cazzo. Sì, ok, ce l'ho, non posso non averlo. Ce l'ho. E poi c'è la seconda parte. Dove il batterista va dritto e tutti loro vanno storti. Una roba bellissima. OneFootball dice che il Napoli dovrebbe fare 2 cessioni e nessun acquisto. È vero? Non lo so. Evelyn, le 2 cessioni... Gabe, devi andare? No, stavo guardando se nevicava perché mi girerebbe le scatole e non riuscire a uscire con la macchina questa sera. Ti capisco. Fai le tue cose in qualsiasi No, figurati, io sono ancora contento di stare qui, però volevo andare magari a prendere un caffettino qualcosa, anche perché visto i fast food sono sempre aperti, anche un caffettaccio proprio poco buono, diciamo, però non è che qui siamo a New York e posso scendere e ce l'ho qua. Vivendo in mezzo ai lupi ti devi fare qualche chilometro, capito? Un po' di macchinuccia. Ho capito, se ci deve essere mezzo metro di neve oppure il ghiaccio nero, il cosiddetto black ice, come lo chiamano qui, che rischi di fare poi allora è meglio che sto a casa e mi faccio gli affari miei, ecco, diciamo. Gabe, i Rage li conosci? I Rage Against the Machine li conosco. Tom Morello alla chitarra, infatti la Hoya. Take the Power Back, oppure non lo so, vabbè, c'era come cazzo fa? Ecco, esatto. Ok, ti chiudono il canale poi, lo so, questa era molto simile, attenzione. Questa era quasi uguale, altro che... Questa mancava solamente la chitarra sotto, però era molto simile, poi. Perché poi è questione uno pure di scaldarsi. Entra Elmas, no? Dico io, e noi ci aspettiamo che Elmas sia bello, fresco e pronto. Se non è pronto, se non ha fatto altre partite, è difficile che sia subito pronto. Bisogna un attimo entrare nella cascazzetta. Killing in the name of... quella era... Killing in the name of? Quella stavi facendo te? Stavi facendo Killing in the name of te, Stavo. Sì? No, Killing in the name non faceva... È vero, sì. Che cazzo? Ragazzi, stasera la camomilla mi ha dato alla testa. Oppure l'altra roba verde mi ha dato alla testa, magari. L'ho detta a voce alta, perfetto. Faccio lo cazzo, vale. Ale, ti ringrazio, lo prendo come un bel complimento. Oh, te stavi facendo Bomb Track, è vero? Yes, stavi facendo Bomb Track. Esattamente. Da Caffè Napoli a Spotify Napoli il passo è breve. Ragazzi, su Spotify c'è, oltre che i pezzi della mia band Prime Prophecy, non c'è un canale mio Spotify musicale ancora, perché sono una perdita di tempo, perché perdo tempo. Però c'è il podcast di Caffè Napoli 1926 che non ho mai più aggiornato. Quindi io ho il podcast che non ho più aggiornato, effettivamente. The Corner, l'angolo di game, ma non ho più fatto episodi, quindi è difficile quando non hai il commento, quando magari se lo sentono pure. Il mio era il podcast, quello appunto sul roba nerd, appunto su TV show, altre cose, appunto ho intervistato anche degli attori americani, un'attrice diciamo minori, che erano attori di Disney Channel da ragazzini, ora producono film horror e sono in TV show, queste cose, diciamo, fanno le sitcom. E lei l'ho conosciuta perché compro delle sue opere d'arte e tra l'altro news, la dico qui, mi aiuterà anche per creare il nuovo logo del canale a breve. Quindi metterò la collab con la designer americana, appunto. Bello, ci sta. Los Angeles.
Mi piace molto. Per, diciamo, differenziare un po' dagli altri canali, ecco, per non essere solo un canale calcistico, diciamo. Ci sta, ci sta. Vale, puoi pronosticare le prime 4 classificate della Serie A e la possibile vincitrice della Champions League secondo te? Allora, io voglio rimanere con il piccolo ruttino, con il pronostico, cioè ti ricordo il pronostico che ho fatto a inizio anno, che era Juve, Inter, Napoli, Milan. Poi a fine campionato noi faremo la reaction al mio stesso pronostico, che ho visto che è una cosa che gli youtuber fanno. Reagisco al mio pronostico e quindi io me lo arrubo l'idea e andiamo avanti. Io ancora non ho fatto reaction per ora, non so come si fanno, appunto. Devi organizzarti un po'. Alcuni non. Devo avere pure lo schermo perché sono un pazzo scatenato. Però tu puoi anche avere semplicemente una telecamera su di te e far andare qualcosa, che sia una partita o un tuo stesso video o un video di un altro. Potrebbe funzionare. Se fai una reaction di una cosa famosa, attiri. Comunque insisto con queste prime 4 perché non avrebbe senso cambiare ogni tanto, anche se è ovvio che il Milan sta in vantaggio sul Napoli, quindi dovendo cambiare ti direi Juve-Inter, cioè ti direi Inter-Juve, Milan-Napoli in questo momento, però mantengo quelle là. Vincitore della Champions, è difficile pronosticare, siamo ancora troppo indietro. Credo che il Bayern di Monaco sia ancora tra le favorite pretendenti al titolo. Non so, Gabe. Sì, Bayern Monaco. E io le prime 4 purtroppo ti dico, da miscredente avevo lasciato il Napoli fuori dalle prime 4, mi dispiace. No, ma mi sono ricreduto all'inizio, però ora le ultime 2 o 3 prestazioni, diciamo, non mi hanno un po' deluso. Del Napoli io avevo detto Inter, Milan, Juve e Roma. E Napoli e Atalanta che lottavano con Roma per il 4º posto. Infatti togliere la Roma, guarda che a me mi è costato nella previsione, perché comunque la squadra c'è e non l'ho detto perché mi fa piacere che il Napoli arrivi fuori dalle prime 4, anzi io spero che il Napoli ci arrivi, però non la vedo ancora come squadra completa per quello. Ma a livello di rosa sì, il problema è che io ti ricordi che avevo detto non ero convinto di Gattuso. Ora sono un po' più convinto, però ancora lo vedo un po' discontinuo, ecco, il ragazzo. Sì. La Champions punto sul Ciolo, dice Nino, prima o poi la vincerà con l'Atletico. Ma speriamo di no anche. Perché non ti piace il Ciolo? Quel gioco veramente catenacciaro. A me non mi dispiace nemmeno il catenaccio alla Mourinho, però lui, ragazzi, è esagerato, cioè a volte giocano veramente, sono brutti da vedere giocare, sinceramente. Sì. Belli no, si diceva. Non è che a me mi interessa il bel gioco, il guardiolismo, quello lo lascio, mamma mia, un pochino di azione, un po' di, diciamo, di costruzione di gioco, dai, loro sono proprio aspettare fino all'ultimo e poi ripartire. Esatto. Cioè, ragazzi, non è che Mourinho facesse quel gioco chissà che con l'Inter, però un po' di gioco lo creava. Poi certo usava le ripartenze, ma il Ciolo, ragazzi, è clamoroso quanto aspettano e poi ripartono e basta. Cioè, da squadra salvezza, in realtà che non sono, hanno una rosa pazzesca, sinceramente. Assolutamente. Ringrazio e saluto Vincenzo Papa, Bimbi Bellini, vi do la buonanotte e ancora tanti auguri di buon Natale. Grazie amico mio per essere stato e per il tuo supporto. Quasi non si beve e non si like. Ivan l'ha detta, cioè ragazzi, non lo so che cosa sta succedendo. Qualcuno potrebbe anche essersi assopito perché abbiamo fatto un po' di musica, sai, un po' di sottofondo, poi sentire parlare. La camomilla, appunto. La camomilla, cioè magari c'hanno lo scaldino pure loro che funziona, il plaid e stanno bellini là che si sono scordati. Mettete, cioè, se state col cellulare, no? Che io capisco il fatto di stare col cellulare, c'è la chat davanti. Togliete la chat, cellulare in verticale così, togliete la chat, esce il like grigio, lo cliccate, diventa blu. Qual è il colore più bello, oltre al viola nel caso del mio ospite? È il blu, è l'azzurro. Mi sembra il blu è bello comunque, dai, l'azzurro è bello, assolutamente. A me il viola piace particolarmente, il viola, devo dire la verità. A me il viola, quando vedevo Rui Costa e Battistuta, ha cominciato a piacere pure a me. Cioè, capito? Mamma mia, che squadra, quella lì col Trapper era veramente uno squadra. Se non si faceva male Battistuta, Edmundo andava
al Carnevale secondo me potevamo vincere veramente lo scudetto quell'anno. C'era lì Torricelli in quella Fiorentina. Sì, Di Livio anche, mi Di pare. Livio Torricelli, No, bella. Di Livio forse dopo, non ricordo, non sono sicuro. No, mi pare ci fosse anche Di Livio, appunto. Sì. Ma poi era dopo che arrivò Repka. Sì, dopo mi pare, assolutamente. Ok, no, mi stanno perché comunque alla Fiorentina sono passati il giocatori buon Canceschis. Calceschis, ottimo livello, avete avuto dei giocatori veramente di ottimo livello. Peccato. Allora, vediamo un pochino. Buon Natale a tutti, forza Roma sempre, Alcamar, Bobotta. Faccio paura dagli sbadigli che faccio stasera, mamma mia. Tu fai sbadigli, io faccio tutti, non so chi sta messo meglio, sinceramente. Un po' E la commedia. Gabriel Grimaldi si è abbonato, ma in realtà io so che è un rinnovo, perché il nome lo ricordo bene, Manolas esulta, io ringrazio. Boom, 200, ragazzi, sono contento, Grande Vale. soddisfatto, siete stati straordinari, parlando di musica, non era facile. Quanti cicciobelli Bobotta sono stati regalati quest'anno? Che dici tu proprio come regalo sotto l'albero di Natale? Il cicciobello dove sta? Fammelo mettere, che qua lo botto, eccolo qua, e poi andate a vedere bene, in realtà è lui. È il bambino degli Invincibili. Magari qualcuno che è arrivato tardi nella live, noi abbiamo fatto questa cosa. Veramente non so. Non so come si possa risolvere. Ragazzi, visto che vi trovate in America, vi è mai capitato di beccare un attore famoso hollywoodiano? Gabe, tu in Canada? Ho visto dove giravano alcuni film della Marvel a Toronto, ma non mi sono mai beccato l'attore famoso, ecco, assolutamente. A me è capitato, c'era la figlia di Bruce Willis, tra l'altro buonissima, cioè non riesco a dire bella, buonissima si dice. Occhio, perché lui, dopo lui ti mena, visto come è grosso Bruce Willis. Sta ancora in grande forma e potrebbe benare me, te e tutti gli altri messi insieme. Esatto. Straordinaria lei, e cantò in una delle nostre serate karaoke, perché ad un certo punto noi ci trasferimmo dal Lower East Side, che è una zona insomma bella, carina, però per la gente, no? Per le uscite normali, ci trasferimmo nella zona di Broadway, quindi facevamo l'after party, era diventato l'after party degli attori di Broadway che finivano il loro spettacolo e venivano a divertirsi col karaoke, quindi abbiamo lavorato, basta, adesso mi voglio divertire. Quindi hai visto anche Bruce Willis, hai visto per caso? Bruce no, ma mi è capitato in quel frangente, sempre in quella zona del karaoke, facendo il lavoro, Gary Barlow dei Take That arrivò e non lo riconobbero in tanti. Grandissimo. Non lo riconobbero in tanti, io andai con molta umiltà e dissi: Gary, ma perché non ti stanno assaltando? Non capisco, ti assalterei io, perché hai fatto la foto col grande Gary? No, io sono scemo io che sono restio a chiedere la foto, perché penso hai fatto due chiacchiere e basta. Sì. Che ti ha detto? Era simpatico o un arrogante? Sì, è stato alla mano, anzi ci ha fatti i complimenti, perché poi non è salito a cantare, però si è sentito lo spettacolo, è stato molto bellino. Amico bellino, Gary parlo amico bellino. E poi tra le altre cose che mi piace ricordare, Nicole Scherzinger. Con Nicole Scherzinger, Pussycat Doll, una delle Pussycat Doll, cantò con un cappello gigante. Con un cappello gigante per non farsi riconoscere, ma oramai ce l'avevano detto che era lei, e poi quando aprì la bocca fu incredibile, e quindi ad un certo punto, io non sapendolo, perché poi ce lo dissero dopo, io dissi pure uno shut up you a lei, a lei? Sì. Ma come? Perché lei stava facendo un complimento alla band, cosa che i cantanti veri fanno spesso perché sanno che c'è il lavoro dietro, e quindi prima di cantare lei disse un applauso alla band, così, e io, sai come rispondi, sai, ma stai zitta, lo dissi in maniera carina anche, shut up you,
come a dire non ti preoccupare. Ma era Nicole Scherzinger, cioè una roba veramente discreta anche lei, è buonissima anche lei. Assurda, cioè là era sposalizio immediato. Ma il carattere no, poi ne parliamo. Quest'anno la Champions la vince l'Inter? Ah no. Mauro giustamente la tocca pianissimo anche lui. Bruce Willis l'ho conosciuto io a Saint-Tropez, vedi Rita? Io ho intervistato nel mio podcast questi due attori minori che se uno ha qualche anno meno, ora non so quanti anni hai te, Valerio. 37. Io 32, se qualcuno è stato piccolo diciamo negli anni, diciamo nei primi anni 2000, si ricorda uno show, io non lo guardavo, io loro li conosco per altri motivi, te lo dicevo perché ho comprato dei pezzi d'arte da lei che ora è designer e attrice. Lei e lui facevano degli show su Disney Channel con Demi Lovato, uno si chiama Kicking It, che lui era su Disney XD e lei lo faceva con Sonny with a Chance, Disney So Random, e li ho conosciuti tramite appunto arte e film horror che fanno, che mi piacciono molto, sono film horror un po' alternativi. E lei appunto Alison Snyder e Dylan Snyder, lei all'epoca era Alison Ashley Arm prima di diventare Snyder perché si è sposata con lui appunto, e molto gentili, hanno fatto il podcast, hanno fatto il video con me, molto molto gentili, eppure sono non attori di prima fascia Hollywood, ma comunque fanno anche serie TV per la CBC appunto, se ti ricordi The Office o Parks and Recreation, ce n'è una nuova che si chiama AP Bio e lei è una delle protagoniste di AP Bio. No, vabbè, sono comunque di alto livello, non devo essere. Diciamo molto molto gentili, perché ho comprato l'arte, siamo messi a chiacchierare, mi hanno dato anche il numero e ho detto, e sono venuti a fare il podcast, ma è bellissima sta cosa sinceramente. Francesco Esposito ci chiede: vale dietro un Letizia che può fare entrambe le fasce come colpo low cost, mentre per il centrocampo che pedine cambieresti a gennaio? Lobo out, un mediano in? Allora Francesco, Letizia è un colpo low cost da intenditore, perché come tu fai notare, quando c'è un'emergenza Letizia parte terzino sinistro, però lo puoi spostare a destra e può giocare come si chiama lui? Barba, mi pare, il terzino sinistro alto dell'Empoli. Quando gioca Maggio puoi spostare Letizia a sinistra, insomma non è il fulmine di guerra, ma è uno che mi sembra affidabile. Questa di Francesco, come direbbe il nostro amico Catto, è una puntatina. È una puntatina interessante. Una puntatina interessante, grande Francesco. Vuoi una puntatina? La vuoi una puntatina? Grande il Doge, grande. Se lui fa le imitazioni di tutti, io devo imparare a fare lui. È l'unico modo che posso uscire. Sentite l'imitazione che fa lui di Nati per vincere? No, è il migliore. Non lo so fare un po'. Ci vogliono i coglioni, dovete tirare fuori i coglioni. È troppo forte. Sono troppo forti entrambi. Sì, comunque sì, su Letizia non mi dispiacerebbe, anche se non è il fulmine di guerra, ma low cost per emergenza va bene. Cambio lo Botka out mediano in, perché no? Perché io insisto che se fa il 4-3-3 Dem sì, Bakayoko non tanto. Se volete abbiamo Duncan e Pulgar. Pulgar lo prendo. Come? No? Ragazzi, non è così buono come sembrava al Bologna. Da noi purtroppo ha steccato diverse volte. Purtroppo io ero contento all'inizio, poi non è stato quello che mi aspettavo. Mi fido di chi lo vede più a lungo. Duncan è bravissimo, arriva anche a prezzo scontato se ti va. Vabbè, vediamo un po' di instaurare una trattativa, perché Bobotta non convince. Dem è forte invece, Dem mi piace. Scambia la conoscenza con Bruce Willis per conoscere Bobotta. Invece ti volevo fare un'ultima domanda, Valerio. New York è davvero la grande mela che ci vogliono far sembrare? Salvi, non so tu cosa voglia intendere, è la grande mela. La mela è stata presa come simbolo, insomma, che tu vai e conquisti il mondo, dai un morso al mondo, e così. È una città straordinaria, è un anno che non la riconosco, ovviamente, come penso molte città metropolitane siano irriconoscibili. New York soffre ancora di più, probabilmente perché il gap tra la normalità newyorkese e questa normalità è troppo grande. Vedere
gente che non va a lavorare, che magari vanno di smart working, Manhattan è svuotata. E quindi è un po'... non mancano i turisti, sì, ma quello che manca di più, le volte che sono andato a Manhattan in questo periodo, è il cuore pulsante del lavoratore di New York. Come siete messi a casi a positivi ora, sempre alti? Non mi credi, ho smesso di seguire i numeri, mi comporto come se fossero altissimi, a Quindi prescindere. mascherina, distanza... Mi comporto così e aspetto che mi arrivi una data musicale, cioè per me tutto si gestisce là, finché non... però stanno cominciando a vaccinare. Anche da quindi, noi, sì. quindi speriamo che questo possa essere l'inizio di una ripresa. Domani danno meno 14, altri 30 centimetri di neve da noi. Ah, non male. Mentre io sento i rumori, che fuochi d'artificio vuol dire che è arrivata la droga, ragazzi. È arrivata! Aspetta, vado a prendere il cilum e torno. Oh Gesù, vergogna, incoggi popolo, vergogna, allegri. Oggi, vergogna. Ma hai sentito Nati per vincere l'altro giorno nella partita alla Fiorentina? C'è stato un terremoto a Lentini e fa c'è il terremoto, c'è il terremoto a Lentini. Stai tranquilla, non piangere, tranquilla, non piangere. Che grande, poi ci siamo spaventati un po' tutti perché mi mandò il messaggio. Ma è simpatico il ragazzo di Nati per vincere. È un personaggione. Io è capace pure che lo invito un giorno, se mi fa l'onore, perché lui è uno dei grossi, quindi non lo so. È capace pure che lo invito. I coglioni, ci vogliono i coglioni. Le balle. In gola. Pandoro ci dice Matti, perché giustamente ritorna alla domanda originale tra Pandoro e Panettone. Matti, Pandoro. Meglio Silvia che Letizia. Ora... Fabian out. Baby Fox vuole ricordarci che non è il caso. Luca Sepe, sì, Pablo, con Luca Sepe ci ho lavorato per parecchi anni, è un grandissimo artista per quanto mi riguarda, un altro che è conosciuto fondamentalmente per le parodie. Tu devi sapere, Gabe, che Luca non lo conosco, Luca Sepe, che lui vince Sanremo nel, se non mi sbaglio, era il 97 ed era uno di quelli con la voce enorme, proprio enorme, tipo Alex Baroni, quel timbro lì. Vince Luca Sepe Sanremo, fa un bel successo nazionale, dopodiché quello è così, si diverte. Sparisce. No, ma lui si è sempre divertito, ha sempre fatto radio, ha sempre fatto le serate, eccetera. Lui è poi un rocker, cioè lui ha sempre amato il rock, però non ha avuto il successo che secondo me meritava, e ad un certo punto ha cominciato a fare anche canzoni sui giocatori del Napoli, utilizzando parodie, eccetera, e molte persone lo ricordano per questo. Lavezzi sul pezzo di, come si chiama quella? Lemmy Winehouse de Noartri. Non conosco. Come, vabbè, lo capirà. Amoroso? No, la Bruna. Lei non me la ricordo. Un ignorante di musica italiana, almeno di musica italiana. No, vabbè, qualcuno me lo dirà. La Ferreri, bravissima Rita, sempre sul pezzo, top di gamma. Giussi Ferreri. Non conosco. La voce insopportabile. Mi rifiuto di conoscere, forse è la voce insopportabile, l'insopportabilità di chi insomma deve essere per forza diverso, e va bene, io non la sopporto, è una cosa personale. E quindi Luca Sepe è conosciuto più per le parodie che altro, però un cantante straordinario. Il pezzo suo più famoso forse che ha scritto è L'ultimo giorno di sole, che fece una bella botta. Ma c'è una domanda per tutti quelli che guardano Sanremo, per tutti quelli che hanno guardato Sanremo in passato, c'è una domanda che rimane su un gruppo vincitore di Sanremo: che cazzo di fine hanno fatto i Jalis? Non era nemmeno così male, secondo me, cioè avevano spariti Sanremo. Ma i Jalis ogni tanto in qualche Sanremo vengono riesumati per vincere e poi di nuovo a picco. Hanno rivinto un'altra volta? Ma mi pare almeno un paio ne hanno io vedo solo un Sanremo. Aspetta, cerco, perché Jalis, come si scrive Jalis? Con la J?
Mi sa di sì, ma anche lì non ne sono sicuro. Jalis. Un musical duo. Esatto. Off topic, ma qua oramai siamo off topic sempre, Gerardo, sei in topic. Gabe e Valerio, che lavoro fate e come vi mantenete lì in America? Allora, differenza, Gabe è in Canada, io sono a New York e il mio lavoro è il musicista. In questo momento c'è poco da suonare perché tutti i locali sono chiusi e per fortuna che non sono stato uno spendaccione e mi sono potuto mettere qualcosina da parte, altrimenti starei 0-0. Hanno vinto un Sanremo. Un Sanremo, ok. Buonanotte Daniele, veramente tanti auguri anche a te. E che mi chiedeva che lavoro faccio, ma io spaccio. No, scherzo, quello è solo part time. No, nella vita reale faccio sono un product planner, appunto mi occupo di business development, ora un sacco di parole grosse che poi ragazzi non... È quello che ci puoi fare. Appunto sono nel supply chain management, sarebbe nel business development o comunque nella catena di fornitura nell'ambito delle costruzioni, della demolizione dei macchinari per estrazione mineraria. Inquiniamo a bestia. Bellissimo. Un abbraccio da Monaco di Baviera. Aggiungo un ruttino, ma non è per te, è perché io ho seguito i consigli dei miei moderatori e dice bevi, ma se poi bevo comunque il ruttino non passa. Il ruttino è d'apprezzamento, il ruttino, dai. Sì, è quella cosa, ho mangiato bene, eccetera, eccetera. Sempre Forza Napoli, Riccardo. Arrivarono secondi all'Eurofestival. È vero, ci sta. Nino ti scrive: invita nati per vincere e catto insieme. E li mettiamo a specchio. Così lo imita davanti a lui. E li mettiamo a specchio. I coglioni. Bellissimo. Meraviglioso. Ci proverò. Per gennaio acquisterei Emerson Palmieri, Cirux. Sì, non lo so, pare che stava ricominciando a giocare, si stava alternando. Io acquisterei Marcos Alonso, secondo me è ancora più forte. Con Alonso che voi conoscete bene. Ex Fiorentina, è il mio pupillo Marcone. Quando facevo lo steward allo stadio si fermava sempre a chiacchierare, chiacchieravo sempre con lui e Borca, gentilissimi veramente. La legge del contrappasso dantesco, -6 Juve. -6 da chi? No, vabbè, forse se dalla vetta, no, nemmeno. No, credo siano a meno forse credo sono a -9 dall'Inter che è in secondo, sono a -10 mi pare dal Milan. Credo che Alberto si riferisca al -6 nel senso che hanno perso 6 punti in 3, cioè da 3 a 0 a 0 a 3 è un passo. Esatto, penso che sia questo. Alberto che abita nelle tue zone o comunque insomma nella tua patria. Chi è? Canadese, no? Sì. Alberto è canadese, è in Canada Alberto, me ne scordo sempre. Assolutamente sì. E vuole Papu Gomez. E non penso sia l'unico. Fiumi di parole. Mamma mia. Che band dice Alice. No, veramente non so. Le cose più importanti di Fabian credo che stia... no. 3 cetrioli e 3 pesche. Okay. Sono comunque più importanti di Fabian, credo, appunto. Sì. Altro maschile che Gabe al lavoro ci va direttamente con la tuta da astronauta per non respirare le polveri pregne di metalli pesanti. Nella serie a noi l'asbestos ci fa una sega e che non ammazza ingrassa, diciamo. A me non mi hanno ammazzato un sacco di cose perché guarda qui, ragazzi. Io l'asbestos è una cosa che ho imparato a conoscere qua. In Italia non mi ponevo il problema. No, l'amianto è dappertutto, anche in Italia, scherzi. Però non mi ponevo il problema. Qui so che ci dormo a fianco. Anzi, in Italia ce n'è forse anche di più che in Nord America. Tutto gli anni 60 e 70 in Italia è stato costruito con l'amianto. Non mi ponevo il problema, pensa. Credo la mia scuola superiore fosse in amianto. Sai quante polvere? Valerio, secondo me se vince il Milan vince il gruppo che secondo me noi non abbiamo. Ok, ho capito. Nel senso che essendoci ancora
fuori Ibra vuol dire che sta vincendo il gruppo, e dice Francesco che noi non abbiamo quel gruppo. Sì, in questo momento sì, non c'è nulla da dire. Ibra ha rivalutato, cioè un po' rigalvanizzato tutto l'ambiente già con la sua presenza, e anche senza di lui in campo il Milan sta facendo di necessità virtù. Stanno anche facendo di necessità virtù non avendo Kier e Benasser, cioè sta mancando la verticale, e lì tanto di cappello. Un po' anche di fortuna. Gabe, tu hai visto per caso Milan-Lazio? Un po' ci vuole, ma la fortuna aiuta gli audaci, ragazzi. Siamo d'accordo. Ragazzi, stanno giocando sempre senza che sì, Benasser e Ibra, la spina dorsale del gruppo. Cioè, sì, infatti quella di che sì, quell'indegno di Krunic, come direbbe il buon Valeriani. Quella di che sì, per me era un'assenza da non sottovalutare, e l'hanno svancata al 93esimo con Hernandez all'ultima tut. Sì, il rigore probabilmente è un pochino generoso, non lo so, io lo devo rivedere, l'ho visto solo una volta, ma mi pare che il pallone lo erano tutti e due generosi allora i rigori, sia per il Lazio che per il Napoli, che per il Milan, appunto. Secondo me sì, entrambi. Poi a stento riesco a fare l'approfondimento per i miei, figurati se posso farlo per gli altri. Ragazzi, se volete, qui da Monaco di Baviera provo a convincere Lewandowski e Alfonso Davies a venire al Napoli, potrebbero essere utili, che dite? Canadesissimo Alfonso Davies, che bestia, ragazzi, che bestia. Tantissima roba, però vedi una squadra che lo trova, ci punta, lo paga poco e lo fa giocare, cioè ci crede talmente tanto. Non è che noi, come diciamo, ma è troppo giovane, vatti a fare le ossa 4 anni al Parma. No, ha individuato, ci credi? Vai. Ma in Bundesliga è così, e chi comanda, diciamo, a fare queste cose, il Bayern Monaco ha iniziato da poco, ma il Borussia Dortmund che fa così con i giovani anni. E in Italia chi lo fa? L'Atalanta. È vero, e alla fine paga. Guarda che risultati ha con budget bassissimi l'Atalanta. È proprio così. Bella, sono tornato, raga. Comunque un Napoli quinto posto a Natale non è male, in un campionato così pazzo ci sta. Obiettivo Champions però assolutamente, Starel, possiamo fare di più. Signori, io mi ritiro nelle mie stanze. Buon Natale di nuovo a tutti, buonanotte, ma prima di andare, Valerio, mi fai botta, così dormi meglio. Però è un po' alto perché grande Solid Snake da Metal Gear Solid. Bravo, vedi. Un pochino alto il volume, perché vai, abbraccia il cuscino e chiamalo Stanislav, il cuscino Stanislav, e ricordati che Bobotta è incredibile e ci protegge. Valerio, sono tornato, ma Messi al Napoli a gennaio, mi piace l'idea. Mi piace la patata anche a me. Mi piace la patata, anche a Gabe, penso un po' a tutti noi. In generale è un ortaggio, giusto? Si chiama ortaggio la patata, non è una verdura. È un tubero, mi pare. È un tubero, si dice tu, bravo, bravissimo. Ortaggio, verdura, frutte, eccetera, eccetera. Il tubero piace, che poi costa poco ed è soddisfazione. Messi la vedo un pochino difficile. Un po' anche di rigori, credo si riferisca al Milan, sì. Grandissimi, ciao belli, ciao ragazzi, è un tubero, esatto, e Ivan lo sa. Se non Ivan, chef di grande livello su allora. Se non lo sa Ivan, così. Ragazzi, 10 minuti, gli ultimi like, se ce li avete in tasca, se ce li avete, cacciateli, perché come direbbe il buonasso, se non mettete like arriva Sporzio. Mamma mia, poi io non ho mai conosciuto, sto imparando a capire. È meglio un metafisico di quelli alti, Sporzio. Ok. Io tocco quando dice il nome io mi tocco, perché appunto. Allora facciamolo, risolviamo, non devo evitare. Credo che alla fine, per vari motivi, lo scudetto andrà all'Inter, purtroppo. Forza Napoli sempre, Napoli Tube. È come se arrivasse come se andasse alla Juve, perché c'è quel gobaccio cioè nemmeno gobaccio, ripeto, io sono un fiorentino tipico perché non sono anti-juventino a prescindere, ma gente come Conte non la sopporto, e guarda, non ce la fa. A me l'Inter stava anche simpatico, con Mourinho l'ho quasi tifata, ma siccome avevo il mio migliore amico interista, andammo a vedere la finale di Champions al maxi schermo a Milano e fui felice, perché a me c'era uno dei miei giocatori preferiti che era Milito, c'era Mourinho che forse è il mio allenatore preferito, ma con Conte mi vengono brividi se penso a Conte vince lo scudetto, mamma mia. Allora, Starel mi chiede
dopo vai sulla piattaforma Viola. No, Starel, siamo troppo tardi, penso che qualcuno deve anche dormire, però domani è molto probabile, te la do al 90% che domani ci facciamo un giro là, affiliazione, vediamo un pochino di che si parla. Dimmi. Ma cosa fai sulla piattaforma Viola? Giochi oppure... Gioco a Championship Manager, scudetto, però Championship Manager del 2001 con i giocatori aggiornati ad oggi. Tanta roba. Che è divertentissimo e stiamo cercando di risollevare un po' il Napoli dalle ceneri. Però parliamo anche di calcio, parliamo di tutto, siamo di meno sulla piattaforma Viola, quindi posso dare più bella, devo sperimentarla anch'io la piattaforma Viola. Secondo me bisogna muoversi adesso che i calciatori stanno cominciando a fare delle live lì, quindi vuol dire che più persone capiranno di cosa si tratta, perché ancora non è... Ma usi StreamYard anche sulla piattaforma Viola? Finora ho usato Restream, ma credo che userò StreamYard domani. Ah, non hai abbandonato l'idea Restream? Guarda, StreamYard mi pare funzioni meglio, mi sembra più responsive. C'hai meno grafici, puoi fare punte grafiche, però almeno non è quello a pagamento, ecco, appunto. Alla fine, Gabe, cioè io faccio tutto di OBS. Dal tuo schermino, appunto. Esatto, quindi... Io ho scaricato OBS, ma non riesco, sono abbastanza negato, devo imparare a usarlo, mi sembra molto difficile, sinceramente. È difficile, lo dicono tutti ed è vero, ci vogliono tante ore di... Chiederò a te a volte, perché... darò tutta una mano, tutte le mani che posso. Un consiglio, mettete like che Sporzio entra dove vuole, pietre, pomici per grattamento con... mamma mia. Sale grosso anche. Sale grosso dietro, avanti. Qualcuno mi aveva chiesto un pezzo dei Jamiroquai, Vibelaz. Non è una cosa che si può tanto improvvisare. I Jamiroquai hanno uno di quei bassi belli, gonfi, groovosi, bellissimi. Una di quelle che ricordo era questa qua. Marat, come si grande. Che era Virtual Insanity. Che diceva Marat? Dice, se vuoi ti illumino su come si usa OBS. Ah, vedi? E vi potete mettere in contatto. Lo sai che è entrato in live da me Marat l'altra sera, vero? Come no, ero presente, mi brillavano gli occhi e poi io sono andato e lui è rimasto. Ed ha parlato anche con Colpo Gobbo, che è entrato lui quando poco dopo, appunto. Non ho dubbi che abbia detto cose giuste e bene. Ora io so che ma poi con Lello vi siete chiariti poi su quella con Lello non c'era niente da chiarire, cioè nel senso noi ci siamo incontrati una volta dove si parlava del fattaccio e Antonello parlava poi di un'altra cosa, non contestava le cose che dicevo io, lui diceva non avete rispettato la bolla e il protocollo, quindi andando lì io devo dire non lo so, la stai dicendo tu, se è così servono le indagini eccetera eccetera. Io facevo un altro discorso, ma con Antonello noi abbiamo un rapporto privato, cioè è bravo Antonello, è bravo, ma poi è una persona secondo me molto corretta e sistemata, si dice corretta e sistemata. Esatto, sono d'accordo con te. Quindi non c'è mai quella cosa, la parola dietro, io subito quando è successa questa cosa qua anche il mio amico Frank è molto bravo pure. Frank mi sono divertito molto con Frank, assolutamente. E Gobbo praticamente subito gli ho mandato un messaggio appena è successo il fatto del ricorso, io ho detto mo ci sarà gente che ci istiga l'uno con l'altro, no? Ma io il dissing non lo faccio perché non c'ho niente contro di te. Che ma cosa vuol dire, figurati. Quindi così. Scusate per prima, Mod, non so cosa hai fatto, ma ovviamente Rita ti regala un albero di Natale, quindi vuol dire che è tutto a posto. Usciamo gli ultimi like. Stai provando il limoncello? Vabbè, limoncello così. Usciamo gli ultimi like dai bicchieri di limoncello, ragazzi. Quindi chiedo ai moderatori, so che Marat tifa Napoli, Bepi tifa Napoli, ma Rita e Ivan tifa Inter, ma Rita chi tifa? I non colorati? Scherza Rita, ma no, ma questo è per dimostrare ancora una volta che i rapporti poi personali
certo. vanno al di là della fede. Quando una persona è straordinaria, nessuno è perfetto, no. Capito? C'ha anche cose positive. Ivan dice Aston Villa, grande Aston Villa. Io per il Bari, quindi è De Laurentiis anche lei, purtroppo. E Juventus. Longobarda. La Longobarda. 5-5, il 5-5, Il 5-5-5 di Maracanã. Zielinski, se non fa tunnel a partita non è contento, è la priorità. Prima tunnel, poi il resto mi fa morire. Starel, questa è la cosa nuova di quest'anno, le brioscine di Zielinski, calde, fumanti. Si gira, ragazzi, io però dovete, come si dice? You gotta give it to me, come si dice in italiano? Dovete ammettere, no? Me lo devi concedere. Me lo dovete concedere che io sto parlando del controllo orientato di Zielinski da 1 anno e mezzo, che ha questo più di ogni altro centrocampista nel Napoli e forse in Italia. Gli arriva il pallone, lui ha già fatto un dribbling col controllo che c'ha. Si gira da una parte o dall'altra e il primo pressing va a vuoto. Poi dopo, se sono bravi a raddoppiarlo, ok, ti deve fare la brioscina e gli sta anche riuscendo. Però Zielinski quest'anno non mi lamento, perché abbiamo sempre parlato di Zielinski, deve sempre esplodere. Quest'anno veramente forse ci siamo. Simpatizzo per la Roma, vedi Rita, un po' il calcio a 360 gradi. Simpatizzo Inter, ma i Villans sono nel mio cuore. Tifo per il bel calcio, e questa sarebbe la cosa più bella. Non sempre vediamo il bel calcio. Longobarda 5-5-5, cavallo, Sella e cavallo, mi ricordo sempre. Ci fa la formazione. Aristoteles, Speroni, Crisantemi, e pensare che il grande Maradona. Rita potrebbe farci l'imitazione dell'ottimo Lino Banfi. Doveva entrare lei eravamo da Beppe Bianconero, e doveva entrare, poi non è entrata alla fine Rita. Era entrato Ivan, ma solo con l'audio, e poi appunto non è. Ma Rita è roba di 5.000 like. Cioè, io non la faccio entrare, non glielo chiedo nemmeno se non vedo 5.000 like, perché non si fa. È come se chiedessero a me adesso di cantare Despacito, no? Non lo faccio. 5.000 like, $5.000, cioè le cose, capito, sapavano, cioè la qualità in certa maniera non si può andare sempre. Prima o poi succederà e cadrà YouTube Italia, come è giusto così. 5.000 like. Lo vedi, l'ha detto anche lei, 5.000 like. E va bene così. Ivan ha scritto, stavamo tutti sfatti, Gabriele. Ma ci sta il 24, se non stai sfatto il 24. Sì, quando sei? Ragazzi miei, io vi voglio bene. 3 ore e 30 di live il 25 di dicembre, non me l'aspettavo neanche io. Bobotta e il nostro Santino ci ha aiutato ad andare fino in fondo. E anche il discorso sulla musica è partito da Gigione e Gio Donatello, ragazzi. Te l'aspettavi tu? Ma io l'ho nominati, però non pensavo di ricevere così tanto fomento dalla chat. Poi ho pensato, essendo un canale di tifosi del Napoli e comunque di Campania, ho detto, sai che magari ho trovato apprezzamento, appunto. Sei cascato bene, e molti anche oltre, no? Amanti della musica in generale. Gabe, io ti ringrazio. Io ti ringrazio a te, mi hai tenuto compagnia. Purtroppo per noi è un Natale molto solo, tra virgolette, molto solitario, quindi è stato un onore, appunto, è stato una bella chiacchierata, appunto. Vedi Bepi, vedi? Grazie mille Bepi, è un onore. Gabe, per €1 miliardo baceresti la sciarpa della Juventus e canteresti l'inno dei carcerati? Vabbè, dei carcerati no, €1 miliardo, quanto è $1 miliardo? È tanto. Che lo faresti, Vale? $1 miliardo subito? Mi vendo subito. Mi vendo anch'io. Ma tu hai capito, con €1 miliardo io faccio il cazzo che voglio dopo. È come quello mi chiese, ma te lo voteresti Berlusconi per €1 miliardo? A parte che io glielo dico e lo voto, però tanto lui in cabina non ci viene. Oltretutto, magari, guarda, potrebbe essere più grave quello, che magari, sai, il tuo voto potrebbe essere decisivo.
la sciarpa poi passa, io mi faccio, esatto. mi faccio uno sciacquo, così, per somme che ti cambiano la vita e la cambiano ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, forse basta, se nessuno vuole lavorare, la cambia a 2 generazioni, faccio io il sacrificio per tutti, ragazzi, come si dice? One for the team, si dice in America. È come quando Berlusconi venne a fare la manifestazione a Firenze, i suoi uomini stavano chiedendo alla gente di indossare le magliette e ti avrebbero pagato 200 euro per mettere la maglietta dei Ecco. della libertà. Aspetta, un mio amico venne approcciato e dissero: ma senti, per 200 euro te la metteresti? Ma anche 200 euro io non mi vendo per questo automobile. 300, a posto. Oh. In effetti 200 mi sembra che, capito, non mi cambia la vita, è una serata 300 si è accontentato di poco. Subito ha ceduto, così è un po' strano. Però ecco, lì no, lì se tu non mi cambi la vita, la dignità vale un pochino più di 200 euro e quindi va bene. Però uno dice, per indossare una maglietta faccio 300 euro facili così. Ma all'epoca forse eri troppo idealista, ora forse... Se ti invidiano però è la fine. Lo so, poi ti vedono con la maglietta di... Oggi poi te la dovresti mettere di Salvini, non di Berlusconi. Non so se... Ecco, lì forse non basterebbe... non basterebbero 1000 né... Poi io rispetto qualsiasi persona che vota e non mi offende, puoi votare chi ti pare, sinceramente. La cosa più bella è stato vedere Floro Flores nella mia Casertana e quest'anno Castaldo e Matarese, mamma mia, puntiamo all'Europa qua. La Casertana ha avuto tanti positivi di Covid, è dovuto andare a giocare e 2 erano ancora febbricitanti, da quello che ho capito. Sì, nell'ultima partita sono scesi 9 in campo con 3 febbricitanti e 2 sono risultati positivi. Poracci. Dopo la partita, quindi la Viterbese... Perché non l'hanno bloccata la partita? Non si è capito, perché mi pare che avevano già utilizzato il bonus, una cosa del genere, e la Lega non ha voluto sapere niente, ha detto avete 9 giocatori. La cosa del Covid è veramente un casino, però. Sai perché? Perché tipo erano 14 di Covid e poi altri erano infortunati e squalificati, e quindi la Lega ha risposto ma non so, di Covid ce ne avete meno del protocollo, il protocollo è chiaro, ma volete avere un po' di buonsenso che state rischiando anche di infettare la Viterbese, che potrebbe avere poi il problema la volta dopo e non la finisce più. Quindi veramente è un'altra pagina triste che si poteva fare meglio. Gabe, ancora una volta. Grazie mille. Ciao, grazie mille, buon Natale ancora, buon Natale a tutta la chat. E io farò una live a breve, quindi se vuoi sarai volentierissimo ospite. Fammi sapere e assolutamente ci organizzeremo. Magari per la tombola, visto che ho intenzione di fare la tombola, se riesco a capire come fare la tombola a distanza, ti faccio uno squillo. Ok, ti ringrazio Caffè Napoli, ti ringrazio Valerio, ciao a tutta la chat. Io dico Forza Viola, ma voi direte qualche cos'altro. Appunto. Va bene anche Forza Napoli, ma la Fiorentina ci sta simpatica. Un abbraccio. Ciao, un abbraccio ragazzi, ciao. Ragazzi, siamo tra di noi. Popotta, è arrivato il momento di Popotta. Lo devo rimettere però. Lo devo rimettere perché avete capito. L'urlo. Ciao Gabe, buone feste. Amonra, ti ho visto entrare adesso. Amonra? Gabe, ci vediamo da te. Tombola, ragazzi, veramente lo farò. Mi devo informare. Marat mi ha mandato il link e quindi vedremo un pochino. È il momento di Popotta. Vi ringrazio, 3 ore e mezza, non c'è male per essere il 25, siete straordinari, siete i più affezionati, siete ovunque, mi seguite in tutte le cose, in tutti i canali, a volte negli altri canali dove vado ospite, veramente non so cosa dirvi, trovate i link in descrizione per seguirmi un po' qua e un po' là. È bello sentire che c'è dietro una community, che c'è praticamente una sorta di amicizia anche virtuale, che anche se non siamo d'accordo, perché si può non essere d'accordo assolutamente, per esempio con la storia di Gattuso, di Sarri, c'è stata un poco di pressione, però importante è che c'è sempre una stima reciproca a prescindere, perché il calcio è anche questo, il calcio è
avere opinioni diverse, perché nessuno è il padrone della verità. Non si dice il padrone, però nobody owns the truth, you know? Stasera mi viene di più l'inglese che l'italiano, la colpa è di Rita. Vi voglio bene. E ci vediamo domani, penso, con un video semplice che vi regalerò. Troverò qualcosa da dire assolutamente per tenerci informati, e poi la Tube. State tuned. Canale Telegram. Mi scoccio di dire altre cose. Un saluto ai miei mod, un saluto a chi supporta, un saluto a chi lascia il like e a chi commenta sempre. Siete speciali. E io sparisco con un soffio di Bobot. Detentore della verità, era quello che volevo dire. Detentore della bobottità. È così. Si finisce così.